Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a questo appuntamento che sarà sicuramente molto interessante. Saluto anche gli amici online, ormai abbiamo sempre qualcuno che ci segue sul web. In questi tempi è importante anche poter permettere alle persone che preferiscono o sono costrette a stare a casa di poter assistere a eventi culturali quale questo. Io sono il dottor Hanniker, sono il presidente dell'associazione L'Oppure, di cui vedete anche il del banner nuovo che abbiamo creato, qui trovate anche tutte le informazioni per conoscerci eventualmente un po' meglio. Noi siamo un'associazione giovanile che si occupa ormai da oltre 7 anni di promuovere la cultura, gli eventi, l'enogastronomia, la storia, la linguistica del Friuli Venezia Giulia, del Veneto orientale e, come dice anche il nostro banner, oltre, quindi non solo. Cerchiamo di occuparci in maniera il più scientifica, scomoda e culturalmente corretta possibile appunto della nostra terra, delle nostre genti e di tutto ciò che a queste due cose è connesso. Questa sera sono molto contento di portare a conclusione, con un evento di questa portata e con questa importante presenza, un ciclo che come associazione abbiamo voluto dedicare alla conoscenza del nostro confine orientale. Io direi che già abbiamo in qualche modo confine orientale, siamo una regione di confine e dunque come associazione ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per fare in modo che anche persone della nostra terra, delle nostre zone possano conoscere meglio appunto questo confine di cui in qualche modo facciamo parte anche noi. Siamo andati alla scoperta nella prima serata di un vino di confine del Prosecar che è, come si capisce dal nome, fortemente legato a quello che oggi chiamiamo Prosecco, che ha una storia davvero interessante che abbiamo potuto scoprire qui ad Aviano un paio di settimane fa. Con lo storico Alessio Conte invece ci siamo occupati del vicino confine orientale, delle tensioni e anche dei ponti secolari che l'italianità più in generale, in particolare la Serenissima, ha costruito e a volte ha distrutto con le popolazioni che stanno al nostro immediato est, nei Balcani, soprattutto quelle appunto slave. Questa sera ci occuperemo di capire anche un po' di questioni di cultura, chiamiamola materiale, un accademico come me, chiamiamola di cultura materiale, cioè ci occuperemo di storia del costume. Sarà molto interessante perché abbiamo 3 gruppi ospiti che con la loro conoscenza, il loro know-how, come si direbbe oggi, ci potranno parlare molto bene di come appunto il costume folclorico friulano, uso questo termine passepartout, sia fortemente legato e abbia dei legami importanti con il costume folclorico del nostro immediato est. Naturalmente quando si parla di queste cose si parla sempre di impero austro-ungarico, si parla di Balcani molto, e stasera scopriremo anche come queste cose stiano in qualche modo forse tutti insieme in questo nostro angolo d'Italia che è un crogiuolo in realtà di civiltà e di tradizioni diverse. A me non rimane che fare alcuni ringraziamenti. Naturalmente ringrazio il Comune di Aviano, per cui è presente anche il sindaco che poi dirà naturalmente 2 parole a nome dell'amministrazione, ringrazio il Comune di Budoia, entrambi i finanziatori di queste nostre 3 serate in questo caso in pomeriggio, e ringrazio naturalmente tutti i nostri partner, questa sera in particolare i gruppi presenti, in particolare il gruppo naturalmente culturalistico di Angelica, che è qui di casa e che in qualche modo per me è padrone di casa questa sera, perché noi abbiamo in qualche modo dato lo scatolone, i contenuti, grazie, ce li hanno forniti molto appunto gli amici del gruppo folcloristico di Angelica. Ringrazio naturalmente poi i membri dell'associazione L'Oppure che si sono dati molto da fare, in particolare Andrea e Selene. Andrea in fondo alla sala, io chiederei un applauso per lui che
quest'anno si è dato molto da fare per creare questi eventi per tutti voi. E in ultimis naturalmente ringrazio tutte le persone presenti questa sera e anche le altre serate e naturalmente anche gli amici e le amiche presenti online. Io parlo sempre noi, perché a questo punto intaccio chiedendo ad Alessio di portare la giara. Noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, fatta soprattutto da under 35 che tentano di fare gli accademici, ma non solo di essere quegli accademici seduti nella loro turris eburnea, bensì accademici che in qualche modo riescono anche a portare qualcosa alle persone reali sul territorio, che in qualche modo contribuiscono anche a permetterci di studiare. Naturalmente per fare questo sono necessarie un po' di contributi, ecco. Per cui, oltre naturalmente ai comuni che ringraziamo ogni volta, noi da un po' di tempo abbiamo deciso anche di raccogliere sovvenzioni liberali da parte delle persone che partecipano ai nostri eventi. Io metterò la nostra ormai famosa gara in fondo alla sala verso l'uscita, nella quale spero di trovare qualche monetina a fine evento, qualora naturalmente vi sia piaciuto. Io veramente a questo punto mi taccio e lascio la parola al sindaco di Lugano, Ilario De Marco Tombizio. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Naturalmente il Comune in questo momento difficile non può che supportare le attività che vogliono riportare la comunità nelle riunioni che dovevano sollecitare prima della pandemia. La pandemia sicuramente ha sacrificato molto di quello che era il nostro modo di vita, perché ha sofferto di più sono proprio l'attività legata alla cultura. Quando parliamo di cultura parliamo di una cosa immateriale che non percepiamo, però la cultura è parte di noi stessi. Spesso noi con questa occasione la vediamo alle nostre tradizioni, alle nostre radici, ma la cultura è tutto, la cultura è il nostro modo di pensare, di vivere, di vivere soprattutto in comunità, fa parte delle nostre radici culturali. Io ringrazio le associazioni che si sono impegnate in questo periodo difficile, perché sicuramente è stato importante il loro contributo, in quanto ha mantenuto viva la comunità per il nostro. Ringrazio in maniera particolare le scuole, perché non solo ha puntato ai giovani, e questo è sicuramente un impegno che tutti noi dovremmo avere come priorità, perché i giovani saranno coloro che porteranno avanti le nostre esperienze, e quindi fate bene a coinvolgere quelle che sono dei giovani diversi. Sarà sempre più difficile perché saranno sempre più globalizzati in una cultura incredibilmente poco che si fa in maniera molto marginale, ma che sta prendendo il sopravvento nelle generazioni. Stavo dicendo prima che noi abbiamo già mandato la scuola, il trasferimento di quelle che sono le nostre radici culturali alle giovani generazioni. La scuola da sola non ce l'ha farà perché ha altri impegni, perché ha altre priorità. Lo dobbiamo fare attraverso anche queste iniziative. Per cui noi saremo sempre accanto al nostro gruppo folcloristico perché la pandemia li ha costretti addirittura a non ballare, a non muoversi, a non incontrarsi. Quindi avrete un compito non facile nel recuperare il tempo perduto. Ormai il tempo perduto ce n'è tanto, ma ce n'è tanto anche nella nostra mentalità, cioè è già installato un solco incredibile tra quello che accadeva prima della pandemia e quello che sta accadendo. Questo solco lo dobbiamo colmare e recuperare. Il vostro apporto sicuramente ce la farà. Quindi nel portare il saluto a tutti noi e ringraziarvi per la vostra presenza, ringraziamo prima anche il gruppo associativo, ma anche il presidente dell'UTF, che è molto vicino soprattutto nell'organizzazione del nostro festival. Vi porto gli auguri dell'amministrazione per il Natale e soprattutto un felice e però normale anno nuovo. Accolto esattamente quello che cerchiamo di fare, in qualche modo cerchiamo di mettere insieme
le nostre radici culturali con una cultura globale che appunto coinvolge moltissimi giovani, oppure credo che le due cose possono essere messe assieme, e lo prova quel cellulare che c'è lì davanti, che ci sta riprendendo e che trasmetterà questa cosa verosimilmente nell'eternità del virtuale. E io a questo punto chiederei a Michele, naturalmente il presidente del gruppo folcloristico Federico Angelica, di dare un saluto, ringraziandolo nuovamente in rappresentanza di tutta l'associazione che rappresenta per quello che andremo ad ascoltare a breve. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Io mi associo ai ringraziamenti dell'autorità a tutti voi presenti, all'Oppure che ci ha chiesto appunto questo contributo, questo aiuto, questa collaborazione per far conoscere anche in modo più ampio le realtà che ci sono nel Friuli, partendo appunto questi gruppi del confine, e qui appunto questa sera avremo il piacere di avere il gruppo della Ravesia, il gruppo del Doriziano e noi naturalmente di Oriano. Abbiamo pensato poi di unire due eventi insieme a questo dell'Oppure, visto che parlavamo di costumi, di culture e di popoli, nel proporre la nuova realizzazione che il gruppo progetto di Oriano ha, sempre grazie alla regione, all'IGF che ci ha sostenuto, alla realizzazione di un terzo costume che è molto rappresentato su molte opere, e grazie appunto a questi esperti siamo riusciti a richiudere questa questione. Poi adesso ci concentreremo e ci gusteremo queste meravigliose gruppi di confine e poi andremo alla presentazione del costume. Io vi ringrazio ancora tutti, ringrazio l'Oppure, il Presidente e tutti i suoi collaboratori, ringrazio i miei collaboratori, perché veramente su questo progetto ho visto, seguivo da lontano, ma c'è stato un grande lavoro, per cui vi ringrazio di cuore e vi auguro una buona serata e naturalmente vi auguro di fare bene. Grazie Michele. Io a questo punto mi levo anche dal palco, così potrò ascoltare tranquillamente, lascio volentieri la parola a Tiziana. Grazie mille nuovamente a tutti e a tutti. Buon pomeriggio a tutti, io mi accomodo perché il discorso si fa un po' più complesso. Prima di presentarvi gli ospiti che poi spiegheranno e vi faranno un bellissimo studio sui vari tipi di costumi che presenteranno, vorrei fare una breve presentazione su quello che si intende per memoria mitteleuropea nei vestiti folclorici del Friuli Venezia Giulia. Quando noi parliamo di cultura mitteleuropea ci riferiamo principalmente all'arte e anche alla cultura che hanno caratterizzato l'impero asburgico nel periodo del suo declino, cioè tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo. Il riferimento in primo luogo riguarda la funzione sovranazionale che viene attribuita all'impero austro-ungarico, che appunto faceva da collante ed era egemone nel mondo tedesco, italiano e sloveno, ed era anche una presunta garanzia di equilibrio sia politico sia culturale, però sempre nel rispetto delle tradizioni. La presenza degli Asburgo nel territorio friulano si ha fin dai primi secoli del Medioevo, tanto è vero che se noi consideriamo il Sacro Romano Impero Germanico, già questo era un antecedente dell'impero asburgico. Quindi la presenza nel nostro territorio friulano, in particolare nella parte orientale, era una presenza, oserei dire, veramente preminente. Per comprendere poi ancora meglio l'argomento che verrà trattato,
vorrei giusto dare le notizie dei luoghi, dei paesi che poi verranno presentati dal punto di vista dei costumi tradizionali del territorio. In primo luogo verrà presentato il costume di Lucenico. Lucenico è un paese che si trova proprio, possiamo considerarlo quasi parte integrante della città di Gorizia. È un paese molto antico, il nome deriva proprio dal latino, si tratta di un nome cordiale probabilmente, e deriva molto probabilmente da Licinius, e quindi un territorio affidato a un nobile romano con questo nome. Il primo documento che attesta l'identità di questo paese siamo nel 1077, con un diploma firmato dall'imperatore Enrico IV, imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. La storia di Lucenico è strettamente legata alla storia di Gorizia, la quale fa parte dell'impero asburgico, potremmo dire, fino al 1919, quindi l'anno successivo alla fine della Prima Guerra Mondiale, con brevissime pause in cui è stata dominata dai veneziani, ma si tratta proprio di piccole e brevi parentesi. Gorizia era ricordata in particolar modo per il Piemonte, ma anche per i suoi palazzi, che riprendevano un po' lo stile barocco neoclassico, tipici poi anche di Vienna e delle grandi altre città dell'impero asburgico, ed era considerata, anzi era soprannominata, la Lezza austriaca. Invece, se facciamo un salto al nord della nostra regione, troviamo poi Resia, o per meglio dire la Val di Resia, perché non si può parlare di un posto denominato Resia, ma una valle che costituita da 5 paesi, oltre ad altre località. Questa valle è peculiare, ha una sua peculiarità perché ha mantenuto una cultura, ha mantenuto degli usi, delle tradizioni e soprattutto una lingua assolutamente tipica e peculiare. Si pensa che, anzi è certo, insomma, che questa lingua derivi da una popolazione di stirpe slava, i Vedi, che si sono stabiliti definitivamente nel territorio fiumano, in particolare nella Val di Resia, ancora nel IV secolo d.C., in seguito alle numerose invasioni barbariche che hanno visto il nostro territorio come terra di depredazione e terra di saccheggio. Al secondo punto, le invasioni non sono caratteristiche tipiche solo di eserciti, ma comportano anche un movimento di genti, di culture, di popoli, donne, bambini, anziani e quindi persone civili. Ecco perché il territorio è abitato da una popolazione che anche in conseguenza al tipo di contesto geografico ha saputo mantenere queste proprie peculiarità. Naturalmente anche Resia è stata sotto il dominio austro-ungarico fino a quando? Fino al 1866, quando con la terza guerra di indipendenza è divenuto parte del territorio italiano, prima del Regno d'Italia, poi in seguito al territorio della nostra Repubblica. Abbiamo infine il nostro paese anche se ha delle origini molto antiche, il nome risale ai tempi della dominazione romana. Molto probabilmente il nome anche questo deriva da un nome prediale, probabilmente da un Avianus, quindi un territorio lasciato a un
di Ottavio Calviedo, e poi questo territorio si è costituito nel Medioevo da piedi e da villaggi che corrispondono sicuramente alle sue attuali frazioni. Intorno all'XI secolo il patriarcato di Aquileia ha fatto edificare un castello che ha concesso poi in uso a dei feudatari e che ha subito poi delle alterne vicende. Dal 1420 Adriano è entrato a far parte dei domini della Repubblica di Venezia fino al 1797, quando, dopo alle campagne napoleoniche, è stato anch'esso annesso al regno austro-ungarico. Dall'Ottocento è diventato un centro abitato da contadini e proprietari terrieri e la sua situazione è stata caratterizzata in questo periodo storico dal fenomeno dell'emigrazione, anche se si è trattato sempre di un'emigrazione di tipo stagionale. Scalpellini, muratori, canottieri erano molto richiesti all'estero e sono stati impiegati soprattutto per la costruzione delle ferrovie che in quel periodo sono state costruite un po' in tutta Europa. Ecco, termino così questo cappello introduttivo, spero di non essermi dilungata troppo. E adesso lascerei la parola al primo dei nostri ospiti, che è il dottore Giovanni Bressan, e che così ci darà qualche informazione sicuramente preziosa su quello che è il costume del gruppo di Lucinito in particolare, ma della zona del Visentino. Approfitto intanto per ringraziare l'associazione Cultura e gli amici di Milano per averci dato l'opportunità di partecipare a questo evento, che è stata accolta con molto piacere e sono molto non partecipato molto volentieri, quindi grazie di questo invito. Aggiungo ancora una cosa. Aggiungo un'altra cosa per un po' di clemenza. Avrebbe dovuto partecipare la professoressa Fabiani, che ha un po' curato l'intervento. Purtroppo lei lavora presso la Galleria d'Arte che avesse risolto la Spazio Time e non è potuto essere presente in quanto la collega, grazie ai problemi di Covid, che non è potuto essere presente perché sta facendo un visita guidata, quindi un ringraziamento va da parte del gruppo e va sicuramente alla te. Io cercherò anche di leggere, sono costretto un po', perché conto un po' le sue parole, l'intervento è stato condiviso e qui abbiamo trattato sommariamente un po' la storia del nostro costume, che si raccoglie un po' nel titolo, le creazioni con tantissime novità. Poi nello scorrimento, poi sull'intervento, avrete modo anche di capire il motivo di questo titolo. Questa è una definizione di costume che praticamente insomma è buona abitudine inserire queste definizioni. Si va a aggiungere una cosa, quello che dico Tiziano molto brillantemente all'inizio, che le nostre terre erano un po' la metà d'Europa, era uno degli argomenti che era stato anche affrontato con Nathalie. In realtà
siamo un po' mitteleuropei più che come riferimenti, perché Gorizia era un po' vicino all'impero, guardava molto in Africa piuttosto che in Italia, perché adesso noi siamo un po' coinvolti dalle attuali situazioni politiche, quindi guardando i confini attuali, eccetera. Ma in realtà nel momento in cui stiamo parlando la situazione è completamente diversa e continua in maniera sicuramente questa, magari nei confronti della Repubblica Veneto, nei confronti dell'Italia, non nei confronti dell'Islanda. Allora, l'ambito adottato dal centro popolare nelle aree che costituiscono i Friuli, pur ostentando particolari caratteristiche tipiche uniche di ognuna di esse, presenta elementi comuni che permettono di definirle come costume friulane. La sua trasformazione è stata molto lenta, dal momento che nel 1600 il nostro farma al carattere generale quindi la prima metà del 1800. Questa è una citazione di Perosi di Poverino anche nel passato dell'Unione. Questo va a inquadrare un po' il periodo a cui si ispira e si riferisce il nostro costume. Poi, dopo queste due premesse, quindi definizione di costume e con il commento dello stesso nell'ambito che riguarda il nostro, abbiamo avuto opportuno di inserire questo intervento elettronico che la laureata specializzata proprio sui costumi, sui tessuti. Questo inquadra un po' l'approccio che ha avuto il costume, il gruppo di Lucinico nella realizzazione di questo costume. E quindi va a definire un po' la prima frase del titolo, una creazione. È lo stesso assunto di forma ad essere in controvertenza e quindi coraggioso, mentre infatti la tendenza generale nell'ambito dei gruppi folcloristici è quella di perseguire il costume quanto più possibilmente storicamente documentati e politicamente corretti, qui si sentono impostazioni diverse. Forse una consapevolezza che lo stesso rigore filologico è alla fine destinato a rivelarsi una chimera, in quanto nelle proposizioni moderne del costume tradizionale si scontrano inevitabilmente con ostacoli notevoli e talvolta insormontabili, dati dalla difficoltà di riferimenti di materiali non più uso o magari prodotti in colori e fantasie incongruenti. Si è quindi imboccata semplicemente la strada dell'astrazione, riconfermando la nozione di costumi creati nel 1929. Questo va a inquadrare un po' lo spirito del nostro costume. Si tratta di abiti di grande valenza estetica, lo che l'anticolore di grassi, lucenti e linee riflessi nei nasi, ma certo molti dei resti da quelli ben più modesti effettivamente indossati nelle nostre contane. Totalmente le più povere nazioni, perché poi Gorizia ha una situazione un po' particolare. Nel 1929 il filo diretto con la tradizione si era ormai spezzato, anche se era ancora possibile attingere alle testimonianze di cui poteva ricordare. E probabilmente questa indagine fu effettivamente svolta, come abbiamo già vedere, ma in alcuni suoi esiti però è stata interpretata. Il punto nodale della questione è che a quel tempo non vi era la percezione della ricostruzione fedele come valore. Si apprezzava molto di più la ricostruzione di maniera, corretta nelle linee di fondo, ma poi fondamentalmente libera di impreziosire materiali e di dettagli. Per chi fine ultimo era per creare il costume che fossero soprattutto bene. Questa è un po' la filosofia che era stata attuata all'interno del gruppo. E poi quando noi abbiamo un po' affrontato, come è stato detto, la necessità di conoscerlo, ci siamo accorti di questo incongruenza. Quindi avremmo però preferito conservare il gruppo
dopo il costume così come era un po' nato, come era nato dai ricordi di quel tempo, quindi anche magari con qualche incoerenza precisa. Si tratta, in discorso di questa ricostruzione che è stata usata, si tratta di un fenomeno che proprio trovare degli elementi ben inquadrabili nella peraltro vero che questa televisione, estendendo il termine in costume, pur inventata, è stata poi così a lungo finalmente perpetuata e oggi, a distanza di oltre 90 anni, si presenta a noi in qualche modo storicizzato e quindi legittimata come oggetto di indagine. Questo è un po' quello che non possiamo capire. Quindi questo va a ripartire come già il fatto che il costume abbia più di 90 anni e sia nato su dei ricordi, su dei valori, ha una sua valenza in quanto tale. Stiamo solo parlando di sviluppo di valenza. Questa analisi minuziosa qui si riferisce al ripercorrere lo sviluppo dell'elemento. Questa analisi minuziosa che sembra del 1929 si inserisce in una più ampia cornice che ripercorre lo sviluppo dell'elemento tradizionale in area coloniale e lo fa sulla scorta delle ricerche più serie e documentate che sono state realizzate in questo campo, a partire da quelle culture fondamentali degli anni che sono per esempio gli studi presenti. Questo è un po' il capello finale, nel senso che anche noi, come ha fatto il gruppo di Adriano mostrerà dopo, e molti altri gruppi, abbiamo cercato di ricostruire la storia. Quindi abbiamo acquisito le conoscenze per presentarla, sapendo di non averla poi prodotto fedelmente in tutti gli aspetti del costume. Faccio un piccolo inserimento territoriale, il movimento territoriale, scusate, forse il termine più da architetto, più intime alla mia professione, per inquadrare anche un po' dove ci stiamo muovendo. Nel 600, come ho detto, 2 anni 600, 2 secoli, 600 e 800 un po' concentrati. La comprensione della contea di Venezia, l'alta e serica hanno raggiunto un ulteriore livello, stanno per imporsi sul mercato europeo, dove le maestranze francesi già non avevano di grande storia. Il periodo che però viene definito d'oro per il periodo dell'arte e della seta, dopo che nel 1639 questo simbolico ne aveva osservato i tessitori, fu sicuramente il 700. In tale periodo, 2 furono i fattori che determinavano lo sviluppo così significativo del settore seguito dell'intellezione. Da una parte l'ho detto del sostegno dovuto alla politica degli Asburgo, interessati ad espandere i loro commerci, e dall'altra le condizioni economiche e le agevolazioni che permisero l'investimento di denaro in nuovi macchinari e strumenti atti alla lavorazione della seta. È famoso anche il macchinario presente nei musei di Venezia, è molto importante per la famiglia intera. Il progetto prevedeva che lo Stato si occupasse di ingigare l'evoluzione e la potenzialità di queste realtà, se necessario anche coinvolgendosi direttamente nella gestione delle gente stesse. La realizzazione del viaggiatore di Fano di Giorgio, che è il comune che confina con l'Uffico, con le sue 4 rotte di idraulica e le sue dimensioni notevoli rispetto ai filatori manuali, avrebbe dovuto essere il punto di partenza per la realizzazione di costrutti in quantità superiori e così lucenti nei forni da minare il monopolio esterno dell'industria del secolo. Nel 1973, forse inutile, forse più importante, qui decliniamo un po' come lo sviluppo di questo tipo di tessitura diventa importante per Venezia. A questo proposito ci sovviene la testimonianza del Cossano, un altro studioso della nostra realtà, che cita: la popolazione risultava in 4 classi sociali:
nobili, clero, lavoratori della seta, cittadini. Su mai 700 penarsi lavorava la seta. Questo per capire l'importanza che aveva assunto questo tipo di materiale all'interno del nostro territorio. Qui si fa un riferimento a tutte le attività collaterali che va dall'allevamento di bacche da seta, i cavalieri sono molto famosi, molto utilizzati, tutto con i disegni su tutte le cose che sono note a tutti, un po' la filatura dei mozzoli. Possiamo dire che l'industria della seta può protegere di quotidiano e remunerativo lavoro della classe artigiana e di grande ricchezza non solo a Gorizia ma in tutta la sua provincia. Per comprendere lo stato di benessere in cui gli abitanti hanno venuto a trovarsi, basta pensare che alla fine del XVIII secolo su 9.000 cittadini, 280 famiglie hanno iscritto in nobiltà. Accanto alla produzione industriale, nelle case si continuavano a produrre tessuti semplici, molto consistenti, un po' rossi ma con un notevole effetto di superficie, dove si creavano variazioni tatili e ottiche per il fegato di spessore regolare. Andiamo a far capire che comunque tutto questo si inverberava un po' in tutto su quello che doveva essere possibile. I manufatti casalinghi derivati dalla lavorazione del seta prevedono diversi nomi, citiamoli. Arriviamo fino a una stoffa che è molto utilizzata in Friuli, soprattutto nel XVIII e XIX secolo, era gardino di latino, tessuto infilato di cotone caratterizzato da righette colorate, per lo più rosso-blu, su fondo prevalentemente turchino, da cui il nome. Le informazioni fin più ottenute ci fanno capire come nel comprensore della città di Gorizia la possibilità finanziaria e anche la facile reperibilità dei materiali utilizzati avevano fatto sì che anche la popolazione potesse permettersi altri più lussuosi finanche in zone di questo possiamo anche saltare. Un'altra cosa importante è che qui troviamo molti tessuti decorati a stampo, già alla fine del XVII secolo. Il risultato dei molti inizialmente però hanno stato molto ingegneri, in quanto i colori usati non erano in grado di resistere e ripercuotere a base di misura. Per vedere i lavori di produzione locali dovevano aspettare la metà del XVIII secolo, quando ormai erano diventati l'uso comune nell'abbigliamento collettivo, ma anche nell'allevamento delle case. Principalmente i tessuti stampati erano usati per la confezione di abiti, gravioli e di quadroni da applicare alle coperte. Successivamente, fino al Settecento, si utilizzavano anche per fazzoletti da testa da spalle. È interessante che questa arte è stata costante continuamente nell'Istituto dell'arte fino a pochissimi anni fa, era un materiale di insegnamento. Peraltro vorrei ricordare anche la professoressa Picciolongo, che ha collaborato anche con il gruppo a suo tempo, che sta continuando a fare delle sperimentazioni di questo tipo e sta anche producendo dei tessuti nuovi. E parliamo sempre di questi tessuti. Qui si fa un unico riferimento, quando non vediamo perché penso di potente sta adotterato in modo superiore ai 20 minuti che avevamo concordato. E qui si fa proprio, nonostante la contea di Gorizia fosse stata per lungo tempo divisa dal territorio friulano dal confine di Stato, la lingua parlata dopo la rivoluzione dal 1500 è quasi esclusivamente friulana o italiana, devono apparire i friulani di usi, i costumi e anche le sorti degli abiti. Questo perché ci aiuta a comprendere e identificare nel modo di stile locale la presenza contemporanea di caratteristiche a volte austriache, a volte slave e a volte prettamente friulane. Ed era interessante ricordare, cosa ci dimenticato nell'inquadramento editoriale, come Gorizia diventava anche il centro di raccolta delle popolazioni slave
porte a nord dell'attuale Slovenia praticamente, dove si riconoscevano nel territorio di Gorizia. Dopo questa forse anche troppo lungo inquadramento parliamo del costume femminile. Questo, se chi ha presente il costume di femminile lo ricorda in modo molto puntuale. E questo è un po' uno simbolo, questo l'ho trovato in un quadro, e quindi vuol dire anche la presenza di questo tipo di allineamento. Salterei questo inquadramento, noi abbiamo parlato dei colori più diffusi all'interno del filone e parliamo forse degli aspetti un po' più che vanno a individuare in modo importante del suo costume. La biancheria intima era quasi inesistente almeno fino alla metà del XVII secolo ed era costituita principalmente dalle camicie. Questa era quasi sempre di colore bianco, con maniche lunghe, molto ricche e ampie, fermate alla metà dell'avambraccio. Si portava chiusa o scollata secondo le aperture della bomba del movimento. Il tessuto variava a secondo dell'uso a cui era destinata. La camicia di tutti i giorni era confezionata con tessuti più grezzi e più duri, mentre la camicia della festa era caratterizzata da stoffe più sottili come la tela battista o altri tessuti leggeri di lino cotone. Quest'ultima veniva usata con ricami ai piedi, al lago, a fuselli sui polsi e sulla stonatura. Nel Gorizziano erano molto usati i piedi e i fuselli lavorati nel convento del Mar dello Sole, che era un convento molto grande che si è chiuso da qualche anno, però aveva un convento. Quindi era stato riportato. Erano presenti nel territorio anche tizi Libia, in realtà nella località slovena, quindi non aveva piuttosto tizi di origine francese. Qui abbiamo già due elementi che poi vengono raccolti dal nostro, ma invece la camicia era di solo due termini, perché non sono il pezzo dell'Italia che non è detto sopra. Però il Cussard dice che invece a Gorizia le camicie erano così corte da arrivare appena alla vita, e la mancanza della bancheria intima era colmata dalla presenza di sottogonne increspate fatte di tela casalinga. In realtà le funzioni del sottogonno erano quelle di riscaldare le gambe nella stagione più fredda e ricoprire quando la nonna andava al fiume o svolgeva le proprie attività. Questi due le calze compaiono solo nella seconda metà del XVI, ma diventano di uso comune appena nel Settecento. Potevano essere perforate o colorate o generalmente bianche, erano confezionate con panno, fino a cotone e lana. In primo periodo fatte con stoffe e poi lavorate a luce. Questi tre elementi sono stati raccolti fedelmente dal gruppo, come qui possiamo vedere, in quanto il gruppo non è una camicia unica, ma una camicia spaccata a metà, quindi una camicia corta. La sottodonna evidentemente è stata arricchita, questo sicuramente per motivi scenici di puntualità, degli pannoni, come vediamo da questa lucerina che sta aggiustando. Questo è sicuramente una parte creativa, mentre la parte storica, quella vera, è rimasta fedele alla tradizione locale. Questo l'avevo già letto, l'avevo ribadito. Il capo fondamentale è costituito probabilmente da un corpetto senza maniche, di una gonna non necessariamente nello stesso materiale e dello stesso colore. Cuciti insieme fino alla metà del Settecento si possono ritrovare anche nei formati di due pezzi separati. Il corpetto era liso, scolatissimo, chiuso, davanti con i cordoni colorati. Questo è stato anche lo stimolo che ho utilizzato il gruppo, quindi mantenere la donna e il corpetto non uniti in un unico elemento, materiali separati, quindi ispirandosi su questa possibilità. Vengo
zona era molto ampia e questo poteva andare a saltare. E poi andiamo a parlare invece degli elementi importanti. Il Green Mule, che è una cosa molto diffusa tra tutti i costumi, che serve soprattutto a proteggere, a non deteriorare la donna l'abito nelle attività di lavoro, comprendere eventuali ulteriori magagni. Per questo questi non facciamo una notizia, questi grembiuli più mano, che hanno quasi sempre di colore grossolano, sia di colore bianco o di colore più scuro se vengono utilizzati per i pazienti di casa. E molto spesso hanno, come abbiamo ricordato prima, tinti e non ricamati, quindi stampati. Anche qui sempre con questo discorso, un'altra caratteristica fondamentale dell'abbigliamento femminile è le fazzoletti. Questi si dividono da testa, da spalle, da collo o da naso. Nei costumi frequentemente sono stati recuperati quelli da testa e da spalle perché erano anche più funzionali per attività di lancio, le quali i fazzoletti della testa erano legati alle mucche per potevano essere confezionati con costumi potenti. Poi erano arricchiti con frange e altre decorazioni un po' a seconda dell'origine e delle caratteristiche personali. Qui abbiamo alcune definizioni dei nomi di chiese, fassone, volpe e così via, secondo il tipo di forma e le dimensioni. Questa era una curiosità, i fazzoletti di rosa sempre in tela d'orlando e in cotone, sempre rigorosamente bianchi. I fazzoletti colorati utilizzati solo da chi li rifiutava automatico. Questa era più che altro una curiosità. Io avevo un fazzoletto tinto che poi può venire stampato, che poi evidentemente non viene piegato, viene utilizzato in altro modo. Apriamo un altro aspetto caratteristico della città di Venezia. Se tutto il fiume contadino usava gli scarpes e le scarpe di rosso riservate ai ciechi meno alti, le sensazioni di Gorizia si ricche negli ambienti portano le scarpe. Le scarpe da questo furono basse, con suono di cuoio e tomaia, in pelle di vitello, decorate con una fibra d'argento o legate da un nastro colorato. Nell'800 fecero un'apparizione di stivali di pelle che contribuì a essere più un richiamo austriaco, ma abitualmente nel nostro costume non lo vediamo. A seconda delle possibilità economiche, questi si lanciavano per mezzo di lanci, nastri e piccoli bottoni. È vero che nella nostra tradizione compaiono anche gli stoppini come che sembrano molto sempre i più legati nelle cose meno greche. Però l'uso delle scarpe era molto diffuso e ho portato questa curiosità. Già nella metà del Settecento i calzolari erano più di 30, divennero quasi 100 alla fine dell'800. Si contava inoltre uno stabilimento per la conscia del cuoio di morte e una grossa fabbrica di calzature a Menna, che sono i due comuni, adesso Menna in Slovenia, però erano i due comuni contigui alla città di Gorizia. Quindi non era, e il gruppo ha sposato, a differenza dei gruppi regionali, non gli scarpes, ma la scarpa perché non lo sentiva un elemento locale tipico nostro. Quindi vediamo un po' il gruppo messo insieme, vediamo il polpetto che non è separato dalla gomma, la gomma che fosse un elemento meno regolare perché ho utilizzato regolare dal punto di vista storico, meno corretto, perché usa un tessuto molto più ricco,
però la colorazione è quella usata in quel tempo, vediamo il grembiule che è stampato come nella nostra tradizione. E vediamo un po' le camicie, come sono state, come le ho sommariamente, le camicie, la sottogonna e le mutande abusive dal punto di vista storico come sono state descritte. Era interessante, purtroppo le lì, se non dovesse tornare che non deve essere nel posto, avrebbe potuto ampliare di molto il ragionamento sul costume femminile, anche con delle chicche sul territorio gabbiano del Maledese, perché lei aveva fatto uno studio molto importante sugli abiti da sposa di questo genere, quindi aveva trovato molto materiale proprio dedicato alla descrizione di questi abiti, quindi avrebbe potuto essere un elemento, anzi posso lanciare uno stimolo, potrebbe essere un motivo di un prossimo incontro dedicato proprio a questa attività. Ai figli Lughese si chiamava questa sua pubblicazione e credo sia facilmente capibile da tutti. Passiamo poi rapidamente al costume maschile. Le notizie, come vedete, sono molto inferiori al modo di vestire femminile. Qui anche era stato fatto un ragionamento, forse perché non veniva citato fra i elastici dei defunti o fra fra il corredo e le dotti che venivano consegnate le spose. Quindi ed era un po' più limitato questa conoscenza. Si limiteremo per questo motivo a descrivere il modo di vestire popolare dell'uomo veneziano, affidandosi in gran parte alla multitudine arrivatisi dai corsari, come avevamo detto prima. La camicia bianca aveva un alto colletto che veniva chiuso sul collo con un bottone di filo ripieggato sotto il mento. Sotto troviamo una foto di riferimento che un po' descrive una foto. Naturalmente non poteva essere proprio considerato un quadro, un dipinto dell'epoca che va a ripercorrere a descrivere in modo compiuto l'abito maschile, il costume maschile. Di queste foto le troviamo anche nel museo provinciale di Gorizia, dove poi ci troviamo ancora altri foto e elementi che sono in esposizione. I consigli finivano con 16 risvolto ed erano versati anch'essi per mesi di bottoni di filo. Vabbè, qui abbiamo salterai, i pantaloni erano in mezzaluna nera e si innevano fin sotto il ginocchio. In questo punto si trovava un paio che veniva chiuso versato con dei nastri colorati, si abbottonavano le fianchi mediante i due gancheri e non era previsto erano previsti in una marchetta, ma qui sono i riferimenti che hanno inserito. E là che l'angolo in una tasca l'altra aveva assicurato il pantalone con un bottone. Le braghe facevano anche le vesti delle mutande che non c'erano. E troviamo la foto, scusate se è buttata male, della camicia non maschile esposta nel museo provinciale di Gorizia. Andiamo avanti. Le gambe venivano coperte per silenzio per mezzo degli scuffoni che si collegavano, se vi ricorderete come avevo parlato prima, ai microfoni che erano utilizzati e sono probabilmente seccendo con pezzi di lana di cotone lavorati ai ferri. Questi ne arrivavano sopra il giletto e li venivano fermati per mezzo di ragazzi. Le calze dovevano essere lisce lavorate con delle protuberanze e chiocciole nero bianco colorate. E questo un po' è una caratteristica di tutti i costumi folcloristici della regione, perché magari ogni gruppo declina le calze un po' un po' personale, però
una traccia comune come il movimento. Questo troviamo un paio di pantaloni che è esposto al museo. Troviamo poi come altro elemento il pensato commisurino usato nei giorni lavorativi. Veniva sempre in avventura rossa, non possedeva il marmo le palle che si intrecciavano sembravano un testo sul tetto. Avevano però bottoni colorati di legno di dorato a volte d'argento. Posteriormente si lanciava grazie a due fettucce passate attraverso la figlia. Nel 1600 il Mussolini era lungo fino a mezza corsa per poi accorciarsi alla fine del Settecento. Per cui assurse la misura rigida. Questo è sempre una foto del panzotto presente nel museo. Come vediamo questi elementi maschili sono riproposti anche nel costume dei danzerini in modo molto fedele. Per quello dicevo, una creazione ma con molti aspetti di verità. Il nostro costume si va a testare alla fine del 1600, praticamente all'inizio dell'800, perché poi, come si parlava prima, col talento, i regalini e altre cose, sia una mutazione molto importante del costume. Andiamo avanti, abbiamo usato il gilet, parliamo dei fazzoletti da collo di un accessorio di qualcosa degli uomini a partire dall'800 e sono trattenuti un anello d'oro fissato nello schiena. Il cappello usato nel Poliziano no, era più una curiosità, perché qui vediamo il gummo, il fungo, il prima di tutto il compagno dei contadini, era confezionato intero di completo tinto di nero in feltro, con l'oro l'attesa federato e un altro nel nostro dolciato mediante una figura metallica. La caratteristica di questo pubblicato è da lì il nome della grande falda che era larga circa 15 cm. Questo riparava le spalle della pioggia non vedere dal sole, ma questi sono un po'... Il fondo veniva stato organizzato i cavalieri sotto il controllo dei lavori. Poi qui si parla di un altro cappello che l'ha fatto il quale è interessato, però di questo sono state assolutamente, non sono state colte e raccolte questi stimoli da parte del nostro gruppo. Qualcosa credo sia magari stato tutto a suo gusto, raccolto da altri grandi gruppi. Adesso stavo pensando come possono o altre cose di questo tipo, ma non del nostro gruppo e neanche del gruppo di Gorizia di Caprino, che comunque ha puntato sul costume, su un cappello artigianale. No, anche qui parliamo degli stivali e delle calze da donne. E un po' erano il discorso che è stato fatto prima con le donne. E qui facciamo riferimento al gioco di piedate che si usavano nel campo del bosco o dei cerchi poveri, come era stato accennato dopo, era un modo di vedere in modo più dettagliato. Questo è un costume di riferimento così come è stato un po' riproposto, dove come vedete troviamo come elemento di unità non storicamente corretto solo la fascia che è un po' l'evoluzione del fazzoletto da spalla o da fiuto, ma questo chiaramente è un accessorio aggiuntivo e ridondante non storicamente corretto sulle creazioni di cui parlo prima. E questo è una copia di succedi, vedete anche qui che molto spesso fai comparire la faccia del cavaliere con la gonna della donna, ma sì, questo è estetica, però questo è assolutamente quindi il costume nella sua nascita e come detto è una creazione per certi aspetti, però ripercorre in modo molto serio e molto puntuale su molti aspetti puntuali.
Quindi vi ringrazio per l'attenzione e un ringraziamento naturalmente per i Fabiani e sui Luciani il dottor Santi, anche presidente del gruppo folcloristico Danzerini di Finico, e adesso passerei la parola al signor Dino Valente, che è anche il presidente del gruppo dei danzerini della Val di Resia. Grazie Dino e benvenuto, ti lascio la parola. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio per l'invito, sono Cinico, ringrazio il dottor Silviano, l'incontro a tutti, il pubblico presente, è un piacere in qualche modo di presentare i costumi in vocazione del gruppo folcloristico Maresia. Però prima di parlare del docente, che sono più o meno la fedele della produzione, anche se chiaramente certe cose sono cambiate, ecco. Allora, innanzitutto partiamo, ecco, questo qui è il costume della ragazza giovane. Diciamo che preminente, ecco, il costume della donna è un costume molto conservativo. Perché conservativo? Perché diciamo che 100-200 anni fa le donne giravano poco, nascevano e non andavano, molto difficilmente uscivano fuori. Perciò anche la combinazione del vestito era relativa poca, mentre già lo vedremo con gli uomini, infatti gli uomini essendo una macchina povera, per sul segmento dovevano uscire, perciò ci sono state delle combinazioni, ma possiamo dire che il vestito femminile delle ragazze solitamente il colore scuro e preminente, ecco, e queste ragazze qui hanno, adesso poi si vedrà più avanti, anche dei giubbini colorati con anche dei fazzoletti messi sulla vita, così diciamo servivano per attrarre l'attenzione dei ragazzi. Ecco, il fatto di essere di un certo colore sgargiante, vivo, ecco, serviva proprio a attirare l'attenzione dei ragazzi, così come il fazzoletto, che comunque anche sulla base magari del nero, però diciamo ci sono dei colorati, ecco, così comunque la distinzione era quella. Per quanto riguarda poi, ecco, questo qui invece il costume della donna sposata, che qui vediamo qui a fianco, una donna quando rimaneva tale non aveva più motivo di cercare l'anima gemella, ecco, attenzione, perciò metteva un vestito con un colore sobrio, in questa foggia marroncino, per poter essere anche un verde scuro, un blu scuro. Comunque non doveva essere un colore della gente, perché non aveva motivo di attirare l'attenzione degli uomini. Così anche il fazzoletto. Poi invece abbiamo il costume della donna sposata. La donna sposata, una volta che rimaneva tale, vestiva... sì. Faccio un po' di... anche perché non sono abituato così a fare questi convegni, queste conferenze, quando sbagliano correggimi pure, no? Ecco, il costume della donna vedova. Una donna quando rimaneva tale vestiva di nero, che vita naturale durante così. E diciamo che è una tradizione che si è mantenuta molto, in maniera molto radicata fino al terremoto. Dopo le cose sono un po' cambiate, giustamente, però fino al terremoto, diciamo, la gran parte, addirittura non solo le vedove, ma a volte anche le figlie
a una certa età, se voleva il papà, ecco, comunque per un certo periodo vestivano di nero e mantenevano questo lutto qua. Questi qui sono i tre abiti delle donne. Chiaramente sotto hanno una camicia, adesso in questa foggia qui diciamo completamente aperta. Penso che una volta lassù da noi c'erano anche vicino a Risuta c'erano delle filande, no? E lassù si realizzava la carta, probabilmente adesso è cotone, però una volta lì, non so, cotone era un po' più difficile, cioè probabilmente anche era anche molto più costoso, poi dobbiamo sempre tenere in considerazione che siamo in una zona di montagna, sufficientemente isolata, la disponibilità è esatto, non credo che così. Ecco, qui abbiamo la sottogonna, ecco, sempre molto lunga, di sotto come detto il vestito arrivava molto sotto si è legato anche perché non. Ecco, sì, esatto, queste qui sono le calze, diciamo rispetto a quelle femminili non sono molto elaborate, queste qui sono le scarpe, niente di particolare, ecco. Invece questo qui è il gilet della donna, adesso ho portato questo colore qui, però poteva essere anche, adesso probabilmente una volta i colori non erano, anche le tinte non erano. Ecco, oggi adesso ci sono tutte di tutti i tipi, comunque diciamo c'erano diverse dal nero e dal marrone, che era quello più dominante, poteva essere anche il verde o il rosso, magari non molto forte. Ecco. Alla cinta, alla vita c'era sempre questa cintura qui, che chiaramente era dello stesso colore del gilet perché doveva accompagnarsi. Ecco. Le ragazze giovani in cerca di marito mettevano qui alla vita anche un fazzoletto e solitamente questo fazzoletto era bianco e loro manualmente da sole ricamavano le loro iniziali. Adesso il perché adesso abbiamo un ricetto una volta di perfarsi di conosco mettevano questi tipi iniziali. Comunque anche tuttora per fortuna tutte le ragazze questo fazzoletto. Allora, invece il fazzoletto sul capo, come detto, questo qui è delle ragazze, ho portato questo qui, però ci sono anche questi, c'erano sia bianco sia rosso, ecco. Questo qui invece è della donna sposata, che chiaramente si è abbinato e chiaramente anche del più sobrio. La stessa cosa dicasi per quello della vedova. Ecco, abbiamo parlato di questi vestiti delle donne, no? Ecco, di tutti questi tre. Io, come detto, non abbiamo mai fatto una ricerca approfondita di materiali per come, ecco, perché insomma non ne avevamo tempo, anche per fare uno studio del genere. No, bisogna trovare probabilmente anche le persone, dei costumisti antropologi che possono fare i percorsi, di motivare, insomma tutti questi tipi. Quello che invece abbiamo fatto, ecco, abbiamo delle recensioni fatte, ad esempio, come ho detto, l'Esisto è un'isola particolare, molto studiata già nel 1800, diversi studiosi che sono venuti e oltre a descrivere usi, costumi di quanto hanno anche in qualche maniera descritto il costume. Io cito solo uno o due, ma non perché mi piacciono a me, però diciamo sono quelli che più o meno ci assomigliano perché il costume era quello, e così brevemente vi leggo quello che descrisse quella volta lì uno studioso, il Sarzieschi, del 1941, ecco, e lui scrive così: le donne indossano una corta camiciola, sartice,
un cortetto, petto e bottoni, con sopra nero un giacchino senza maniche, chiamaso, stretto al petto, scendente a piedi sulle ginocchia. Alla vita portano un cinto, sul capo mettono un fazzoletto variopinto oppure bianco, molto ben annodato con un lungo nodo sul lato, così che le estremità pendono e la fronte rimane per metà coperta, mentre l'orecchino destro e la nuca rimangono scoperti. Le calze bianche e le scarpe. In caso di brutto tempo, gettano questa sulla chiamasorca un panno colorato e delle maniche. Alcune donne portano anche il fazzoletto di selva sul petto, ma questo non è un indumento tradizionale del costume. Gli orecchi portano gli orecchini e l'anello lo portano le spose. Ecco, questo qui è abbastanza sintetico del costume che delle donne portano anche uno riportato della stessa cosa della società filologica friulana del 1899. Il vestito delle donne resiane è caratteristico, sopra una gola piuttosto corta, portano un giubbetto privo di maniche, cintosi la vita con una fascia di lana, coprono un capo con un fazzoletto che calano sugli occhi e annodano sotto il mento, finisce quasi con nascondere il volto. Il vestito, cintura, fazzoletto è tutto nero, portano calze bianche, scarpe basse, il costume strano che dà loro un aspetto monacale. Come detto, questo qui è un costume molto conservativo perché, come detto, le donne giravano poco e perciò poi Malesia è un paese di montagna, chiaramente il colore dominante è quello scuro. Adesso passiamo invece al costume il costume del giovane che vediamo qui, anche questo qui, come detto, ha un gilet e sopra una camicia, ci sono i pantaloni corti e poi diciamo che è abbastanza semplice. Ecco, forse quello che dopo vedremo anche perché abbiamo due costumi, quello maschile, questo qui del giovanotto e invece della persona facoltosa, ecco. Però diciamo che alla base si assomigliano, cambiano solo nel frac invece il giovanotto porta la bombetta e invece la persona facoltosa porta il cilindro, ecco. La camicia è quasi simile, probabilmente del materiale come le donne, però mentre le donne vengono tutto aperto, questo qui è solo una parte. Ecco. Queste qui sono invece le calze rispetto ai calzini delle donne è molto più ricamato, è fatto a mano e esatto, siccome il pantalone appena sotto il ginocchio che abbiamo visti, devo dire che è stato fatto un buon lavoro perché fino a pochi anni fa c'erano pochi anziani che lo facevano. Il gruppo futbolistico aveva organizzato un corso dove questi anziani si sono messi a disposizione e hanno dato la possibilità a giovani ragazzi di farlo. Adesso ci sono diversi ragazzi che lo fanno, se no probabilmente si sarebbe perso, perché comunque è un lavoro molto lungo. Adesso non intendo di mai, però non è facile, ecco. Queste qui invece sono le scarpe da uomo, sia per i giovani sia per la persona più facoltosa, non cambia. Ecco, il pantalone è lo stesso, l'unica cosa che hanno questi bottoni laterali che qualcuno più abile perché devono essere anche cromati di oro più pesanti. Qui abbiamo invece il gilet e come detto abbiamo preso questo colore qui, però non sono diversi colori, per adesso i colori ci sono diverse fogge. Questo qui invece è il frac, ecco qui adesso è spiegabile come mai il frac è arrivato a resina. Perché senz'altro, come detto, è una zona povera, non tanti si potevano permettere, però devo dire che come detto i ragazzi per sostenere la famiglia dovevano emigrare e essenzialmente, prevalentemente lo facevano verso l'est. Devo dire che a Resina, come detto,
sono diverse frazioni e anche tra le diverse frazioni ci sono delle diversità, anche dal punto di vista linguistico. Il aresiano ha 4 varianti, c'è quello di San Giorgio, Stordizia e Rosiaco. La stessa cosa diciamo anche in certi tipi di usanze, ma anche diciamo caratterialmente diciamo, c'è una differenza tra queste 4 frazioni e anche nel mestiere. Faccio un esempio, ad esempio la frazione di Stordizia prevalentemente erano Camax e Arrotini sono famosi due, ecco. Anche in altre frazioni c'è qualcuno, ma pochi, ma si distingue essenzialmente per Stordizia. Invece ad esempio San Giorgio erano molto famosi, ma comunque preminenti mestieri del muratore e dello scalpellino, ed erano anche molto bravi e si spingevano, specialmente dopo l'Università d'Italia, dopo il 1866, specialmente verso l'Occidente, verso la Francia, verso il Belgio e il Lussemburgo. Mentre ad esempio la frazione di Oseaco si distingueva per essere dei grandi commercianti. Non so se qualcuno avrà sentito, sono molto famosi e molto importanti certi fratelli di Leonardo, no? Che già prima, nel periodo fine 1800, erano dei più grandi importatori però ordinarico di frutta e verdura. Avevano una sede a Trieste, importavano dalla Sicilia, dalla Campania, frutta e verdura e avevano delle sedi Vienna, Monaco, Brno. Ecco. E solitamente Oseaco era così. Perciò credo che probabilmente queste persone qui che frequentavano sempre l'ambiente e erano facoltosi abbiano portato sia il discorso del frac e anche il discorso della bombetta e dei ragazzi, ma anche il discorso del cilindro. Come detto, il frac e il cilindro essenzialmente a Resia erano, lo portavano le persone più abbienti oppure che avevano un ruolo, un podestà, un medico, un farmacista e così via. Poi un'altra cosa che abbiamo noi di caratteristico di particolare è il costume di carnevale. Questo qui abbiamo il cappello, ci sono diverse varianti di cappello, questo qui è fatto con carta crespa, però prima come non esisteva, lo faceva sia con i nastri colorati sia anche con i fazzoletti. Dalla recensione che abbiamo noi raccolto vari studiosi passato dall'Ottocento, di questo costume non se ne parla. Io non so, forse perché venivano solo d'estate, non d'inverno, ma mi sembra strano perché il Podolenico veniva nel passato diversi periodi dell'anno ungherese, comunque non si è mai fatto solo. Ecco perché il gruppo folcloristico lo porta sempre a tutte le esibizioni che fa, però in resa lo vedrete solamente per carnevale ed essenzialmente, principalmente la domenica di carnevale. Anche questo qui c'è il vestito femminile e il vestito maschile. Questo vestito qui adesso a Resa ce l'hanno tutti. Prima questo tipo di vestito era a Oseaco. Come ho detto, adesso il carnevale lo si fa solo nella frazione di Stordizia e di San Giorgio perché hanno anche il salone e tutto quanto, però ogni frazione aveva il suo carnevale, essenzialmente era di Oseaco. E ho una testimonianza diretta perché mia madre è nata prima della prima guerra mondiale. Insomma, questo qui è un vestito su camicia gonna bianca, come vedremo dopo le donne hanno 3 gonne a scala, ecco, hanno questi nastri qui, diciamo che essenzialmente il cappello colorato, essenzialmente che cosa dice questo, perché i costumi dicono così, anche quello di carne, non è una novità. Questi costumi si assomigliano anche a quelli nella Valle del Matisone, molto forse blu, ma anche in altre località dell'Arco Alpino, non solo in Italia. In poche parole dice, solitamente il carnevale viene un po' prima della primavera e il bianco significa la neve e invece il colore
significa la voglia di risvegliare, di tornare normalmente alla primavera, alla rinascita, dove quando si vedono anche questi colori variopinti. Solitamente le donne che portano questo tipo di costume qui hanno anche dei campanelli piccoli e diciamo serve per, diciamo, come dice, risvegliare la primavera dal lungo inverno. Un'altra cosa caratteristica molto importante, che adesso ormai si è perso, purtroppo è un costume molto, come si dice, fotografato, lo portano tutti. Invece una volta essenzialmente lo portavano solo le donne in età fertile, perché questo qui voleva dire che era un segno di risveglio, richiamo di fertilità, perché la primavera porta proprio a seminare e adesso lo portano tutti i piedi, però è giusto precisare così. Questo qui è quello femminile. Anche il maschile è più o meno uguale, soltanto ha una gonna sola, è meno sgargiante, meno colori e il cappello non è alto così, è molto più basso. E queste qui sono le tre gonne che si sovrappongono, hanno di vari colori, questi qui femminili, questo qui invece è quello maschile. Questa qui invece è la cintura che è messa sulla vita e accompagnato solo con le donne hanno anche questi gioiellati così. E per quello che dico che probabilmente forse chi disponeva solo di aveva anche una posizione economica poteva fare, perché insomma è un po' costoso e anche un po'. Esatto, non tutti si potevano permettere. Ecco. Questo qui è il cappello, questo come detto c'è la versione, questo qui di fiori in carta crespa, ne fanno tanti, c'è una meglio di uno si può spizzare quanto vuole, sono un po' pesantini, una volta si facevano anche, come detto, non essenza la carta crespa, con i nastri, ed è una caratteristica specialmente della frazione di Ocea che si trova, diciamo, nell'intorno comunque sempre del comune di Aesia, adesso ormai è un paese abbandonato, però lì era caratteristico ancora ad oggi, quello con i nastri oppure con i fazzoletti. Ecco. E questo qui è quello femminile più alto, invece quello maschile è un po' più basso. Queste qui sono delle vecchie foto relativamente, questi qui sono inizio degli anni 70, ecco, perché le prime foto che si hanno di foto con i costumi di carnevale sono tutti dopo la prima guerra mondiale, prima non era, non sapevamo. Queste qui sono delle vecchie foto di donne di consumo, come vedete le prime sono i colori scuri, ecco. Questa qui è una delle prime foto di costumi. Come detto, una volta diciamo, il gruppo folcloristico si è organizzato in maniera strutturale, ben organizzata all'inizio degli anni 60. Prima erano delle famiglie quando venivano chiamati andavano, sì, occasionalmente si ritrovavano, non che avevano una serie, anche i costumi probabilmente erano costumi personali, come si è detto, e comunque il gruppo ha anche una sua dotazione, anche se tanti ballerini hanno il proprio. Questi qui sono tra i primi, probabilmente questi qui sono dei primi anni 20-30, ecco. Questo qui è il gruppo folcloristico negli anni 30, sappiamo che il gruppo, diciamo, oltre il 1838, viene anche andò a Udine nel 1851, quella volta lì con i visita Cecco Francesco Giuseppe, ecco, e poi abbiamo diversi, diciamo tra la prima e la seconda guerra mondiale, dove andarono Spiegenbergo, Paccetto, Gemona, Tommaso, insomma zone che c'era tanta disponibilità. Ecco. Diciamo dopo invece gli anni 60-70 la cosa è anche più organizzata, nel senso che si è voluto, adesso questo qui è una foto del gruppo, ecco, come si vede ci sono tutti i costumi tradizionali delle donne, degli uomini e anche delle maschere.
Sì, io ho portato il mio contributo semplice perché più di tanto non abbiamo, forse dovremmo sforzarsi in futuro di approfondire meglio come mai è arrivato il cilindro, come mai è arrivato questo, come mai ad esempio le donne non portano il dermal, come le figurano così, anche se in certe recensioni si dicono che il costume assomiglia a quello friulano. Io ho portato la mia testimonianza, penso che sia stata, non dico esaustiva, perché, però insomma interessante, di una realtà che è particolare. Ecco, quello che dico sempre che da noi è la tradizione viva, cioè a Resia ballano tutti. Il gruppo folcloristico è solo una piccola rappresentanza. Esatto, il biglietto da lista. Ci sono persone che fuori dal gruppo, che hanno fatto parte del gruppo, che magari parlano molto meglio. È una cosa molto sentita, fa piacere. Certamente la televisione, il progresso si sta pagando dazio qualcosa, specialmente anche il calo demografico, questo che incide. Pensate che nel censimento del 1911 eravamo 4.594, ecco, e adesso siamo sui 1.000, ecco. E poi il periodo della globalizzazione, però dico una cosa, forse sono ottimista per natura, la globalizzazione ci può dare anche un vantaggio. Probabilmente avere delle proprie radici, delle proprie tradizioni è un motivo di orgoglio, ma non di confronto, di vederci diversi, però abbiamo anche nella globalità, siamo diversi dagli altri, siamo portatori della cultura, che è peccato perdere perché noi siamo custodi ma siamo tutti proprietari, insomma è giusto che questa venga da tutti, perché credo che, io dico di no, se un giorno sparisse questa cultura resiana perderebbe non solo Resia ma il Friuli, un po' tutti, e perciò a noi sta a mantenerla e mostrarla e farla vedere agli altri. Noi purtroppo non potremo fermarci tutta la manifestazione qui perché abbiamo degli impegni, perché come detto siamo una piccola comunità, c'è la Proloco che fa questo, c'è quell'altro, e molti di loro sono sempre quelli che lavorano e sono un po' dappertutto, allora dovremo correre. C'è l'amico qui che è impaziente perché lui è anche un calciatore, un buonissimo calciatore, aveva un futuro anche nel Milan, ma purtroppo non è andata bene, però stasera ha una cena della sportiva e siccome l'ultimo sabato prima delle feste è stato anche bravo a darmi una mano. Comunque vi ringrazio tanto dell'attenzione e diciamo che è solo un arrivederci perché con Aviano i rapporti sono sempre stati ottimi, continuano e continueranno perché insomma abbiamo dei valori comuni, anche se delle tradizioni diverse che dobbiamo portarle avanti perché è un valore aggiunto ed è una ricchezza per tutta la regione. Grazie tante e buona serata. Grazie ancora all'amico Dino. Adesso passo la parola al dottor Fabrizio Padoan che invece farà un quadro oggettivo della realtà del gruppo folcloristico Federico Angelica e del nostro territorio. Sì, io farò un sunto cercando di fare un ragionamento diverso. In questo caso il costume lo presenteremo successivamente nel secondo intervento che facciamo, per cui ho cercato di trarre il mio intervento più che altro per capire le motivazioni per cui in paesi come i nostri e anche in particolare ad Aviano queste tradizioni si sono mantenute più o meno vive. Nel caso di Resia magari molto di più. Aviano è il gruppo che porta avanti queste nostre tradizioni, che però sono radicate in modo abbastanza approfondito e anche concreto nella nostra realtà, e quindi
è importante capire poi quali sono i motivi, perché Laviano, perché Aresia, magari non a Pordenone, non a Udine, o i gruppi folcloristici ovviamente ci sono un po' in tutta la regione, però come diceva anche prima Gianni, spesso questi sono dovuti a ricostruzioni, alla volontà di creare un gruppo folcloristico, cercando di attingere chiaramente alle documentazioni che si trovavano, magari però fare riferimento a zone diverse dal paese in cui poi il gruppo effettivamente si forma. Ma questo perché? Perché giustamente tutti i nostri gruppi alla fine lavorano sul volontariato, sulla volontà delle persone, sull'amore delle persone rispetto a un certo tipo di tradizioni, e quindi ovviamente dove c'era già disponibile poi i gruppi sono riusciti a svilupparsi e anche a creare realtà veramente importanti, questo è sicuro. Nel caso però dei gruppi più antichi, i tre che troviamo questa sera, il caso è anche l'argomento della serata, che è legato un po' ai confini, alle zone che poi sono ai bordi di un centro principale, ai bordi che poteva essere nel caso del Friuli di Udine, o nel caso dell'Austria, confine da Vienna. La distanza ovviamente creava, anche se nel caso di Gorizia però la zona comunque era in un punto in cui i collegamenti con il centro era più importante. Ad Aviano invece, a differenza ad esempio di Resia, dove i motivi come si può dire, geografici ovviamente hanno creato una difficoltà di movimento, e quindi sono stati in un certo senso costretti a rimanere all'interno della loro valle. Aviano non è così, nel senso che in realtà è vicino alla pianura, per cui era molto più facile avere i collegamenti con il resto del territorio. Però secondo la mia idea questo non era proprio così, e per questo motivo vi ho portato una mappa, vi faccio vedere adesso se riesco a andare avanti, si vede la fa. Questa praticamente è la stessa mappa del Sì, questa praticamente è una mappa del stesso periodo che dall'86, che però rappresenta vedete questa mappa che rappresenta il territorio del Friuli, come è stato indicato, dove si vede la zona della Carniola, che è la Cania, l'Istria e il Veneto, il Verdino. E se guardate bene, nella stessa mappa sono indicate la zona di Aviano, che è praticamente, vediamo se riesco, questa, dove c'è la manina, si vede,
da una parte indicata in Veneto, dall'altra indicata in Friuli. Quindi c'è sempre stata questa diatriba che ha portato a identificare il nostro territorio come una zona che non era da una parte né dall'altra, diciamo così, no? E quindi probabilmente gli avinei su questo fatto hanno cercato di crearsi una propria identità che è stata sviluppata, secondo noi, appunto cercando di creare questo modo di vestirsi diverso, cioè quando uno arrivava da Aviano trovava un mondo separato che poi poteva essere interessante, come è stato nel caso di Resia. Ci sono stati molti studiosi che sono andati a ricercare la lingua e le tradizioni, ma anche ad Aviano ci sono venuti molti, tutti quelli che passavano lasciavano uno scritto dove dicevano che la popolazione di Aviano erano particolari, avevano un modo di vestire particolare, avevano una lingua strana, una lingua che, essendo una zona di confine, probabilmente hanno subito delle modifiche che mantenevano, mescolavano il Veneto col friulano, mescolavano un dialetto con l'altro, e questo li ha portati a essere sempre stati considerati come qualcosa di diverso, e questo alla fine è stato bene, secondo me. Magari al tempo questa gente che viveva male, l'ha vissuta male, però ha voluto crearsi una propria identità, però attualmente siamo riusciti questo ha portato al fatto che noi riusciamo ad avere queste nostre tradizioni che si sono radicate in modo abbastanza approfondito. Vado un po' veloce perché approfondiremo poi i costumi, a differenza di quello che sono fatto nei miei colleghi prima, nella seconda parte, quando presenteremo il lavoro che sto fatto e quindi io faccio solo una premessa generale di quello che è il motivo per cui siamo arrivati a questo punto, cioè ad avere un costume particolare che è quello che portiamo nei nostri spettacoli, ma anche la gente che apprezza. Gli scappellini già c'è la Tiziana, come diceva Dino prima, spesso anche la nostra terra è una terra povera e spesso la gente è obbligata ad emigrare. Migravano gli uomini, come abbiamo visto con gli scappellini, ma migravano soprattutto le donne che andavano poi alla fine, a seconda del governante del periodo, per cui c'è stato appunto i veneziani, gli austriaci, i francesi, e quindi a seconda del periodo si andava ad immigrare una patellata, però la principale città in cui le nostre popolazioni migravano era alla fine Venezia. E qui abbiamo appunto questa descrizione del Settecento dove Gravenbroich, che era un olandese che abitava a Venezia, aveva fatto questo quadernetto dove rappresentava i vari costumi, non costumi come vestito, ma le usanze, diciamo così, costumi come usanze della città e il modo di vestire dei veneziani della fine del 1700. E tra i vari veneziani c'era una comunità di friulani abbastanza consistente e erano lavoratori come facchini nel caso degli uomini e le donne principalmente erano bagni. E qui appunto c'è questo riferimento del fatto che le donne friulese, al di qua del tagliamento, quindi vuol dire della nostra zona, erano molto famose per questo fatto, erano anche prolifiche, riuscivano ad avevano pazienza di seguire i bambini, a differenza magari delle nobili veneziane che non ce l'avevano, eccetera. Perché vi dico questo? Perché tutta la nostra tradizione poi alla fine si basa sulle nozze.
E le nozze erano un elemento importantissimo, non solo per il fatto perché durante il matrimonio la gente si vestiva bene, quindi voleva essere vestita particolarmente bene, ma anche perché era un fatto economico, nel senso si sta alla ricerca della sposa o del caso del marito, perché un marito è alla ricerca della sposa più restante, perché poi questo gli sarebbe servito per guadagnare mandandola a lavorare a Venezia. Adesso io l'ho fatto un po' a soldoni, diciamo così, perché per storie veloci non riesco a spiegarvi molto, però questo è stato la motivazione. E quindi arriviamo al fatto che questi migranti poi tornavano portando quello che capitava, come magari i signori le donavano, oppure vedevano quello che era in giro, come si vestivano queste nobili o queste padrone, e ovviamente e probabilmente spesso portavano a casa quelli che erano le usanze di quelli che loro reputavano delle persone di una certa qualità sociale, no? In questo caso qui vi ho messo delle foto, alcune del matrimonio che sono del 1927, dove vediamo appunto una riproduzione che abbiamo visto poco tempo fa, uno spettacolo, la riproduzione di film che è stato ricostruito dell'epoca. Questo è un altro fatto delle famose a Venezia, che erano i friulani erano molto famose perché erano focose sia per quanto riguarda il mantenimento dei figli, ma anche perché gli piaceva ballare. Questa è stata una caratteristica sempre dei friulani, quella di avere questa voglia di danzare e di ballare. E ovviamente come i friulani hanno portato alcune danze in vento, come ad esempio la furlana, che poi è stata diffusa in tutta quanta l'Europa, spesso c'è stato al contrario, soprattutto quando c'è stato il periodo austriaco e la Mitteleuropa, così con il valzer, con la polka, le mazurka, che tipici balli appunto che sono di origine centroeuropeo, sono arrivate anche da noi, e infatti i nostri balli principalmente si basano sulla base del valzer, si basano sulla base della polka, si basano su balli tipo la style, che sono dei balli praticamente molto diffusi anche nei paesi del centro Europa. In particolare il Truk noi l'abbiamo trovato e conosciuto praticamente, oltre che in Friuli, anche in Slovacchia, in Ungheria, e quindi è ovvio che era un ballo che veniva diffuso almeno come tipo armonia, poi ognuno l'ha adottato la sua maniera, però veniva ballato. Poi questo lo vedremo dopo, anche qui parleremo dopo più approfonditamente del costume. Faccio solo un cenno a questo argomento. Già l'aveva accennato Dino prima per quanto riguarda l'Esia. In quell'occasione nel 1968 c'erano anche gli Elesi che erano andati a ballare a Udine, però non fu l'unica occasione. Infatti ci sono altri due manifestazioni in cui a Violesi in costumi hanno partecipato, una nel 1825 e una nel 1852, la prima per il imperatore Francesco I e poi per Francesco Giuseppe, probabilmente una cosa. In quell'occasione in cui accennava prima Dino, probabilmente c'eravamo da Udine, poi Francesco Giuseppe si era portato Pordenone e abbiamo parlato anche noi. A parte questo, superata la fase delle balli, superata la fase dell'orgoglio nazionale, così via, probabilmente queste occasioni hanno fatto capire anche alla popolazione in generale che l'importanza di quel modo di vestire. Se un imperatore o in quel caso la persona più importante di quell'epoca fosse conosciuta dal popolano, dal popolo,
aveva passione di mostrarli, voleva vederli, li apprezzava, quindi era un valore che probabilmente valeva la pena di essere mantenuto e valorizzato. Infine, faccio l'ultimo accenno anche per collegare al fatto che di questa serata. Nel 1811, un periodo napoleonico, quindi quando è stato conquistato Napoleone, quando Napoleone ha conquistato il nostro territorio, ha voluto anche conoscere questi territori. Ci sono due tipi di conoscenza, una pratica nel senso che ha organizzato il catasto, per cui aveva bisogno di soldi e ha misurato praticamente tutto il territorio, un altro è stato quello di conoscere le popolazioni e ha mandato una serie di personaggi, soprattutto studiosi, professori di liceo eccetera, a rilevare quali erano le usanze tipiche delle popolazioni appena conquistate tra i vari paesi in cui noi, questi studiosi hanno girato, sono colpiti da alcuni casi. Io qua ho unito i 3 casi che abbiamo visto oggi. Qui a destra c'è Ariano, al centro ho messo Resia e a sinistra c'è il gruppo, non c'è il gruppo di Lucinico ma il gruppo del Coglio, cioè i costumi del Coglio, che poi parte Lucinico il Coglio praticamente, no? E quindi ho unito in questo modo i tre gruppi che questa sera abbiamo visto. Sì, concludendo, volevo concludere dicendo appunto quello che ho già accennato in questo momento prima, che forse quello che ha unito il nostro gruppo poi alla fine sì è il singolo cappello, la giacca, ma è più una cultura di gente che praticamente ha dovuto soffrire e combattere per riuscire ha dovuto emigrare per vivere, ha dovuto spostarsi e spostandosi ovviamente è riuscita a portare a casa quelle cose che magari qui non trovava, per cui pezzi di costume, un modo di vestire, ma tutto quello che veniva portato a casa poi doveva essere lottato a uno schema che era un po' obbligato, non so se mi sono spiegato, nel senso che da Viano c'era un ordine di fare un vestito che poi ovviamente uno poteva mettere la maglia gialla o la giacca a quadri o a righe o cose, però dovevano seguire uno schema che fosse identificabile poi da tutti e quindi poi qualsiasi persona che da fuori veniva a Viano riconosceva il modo di vestire del milanese e apprezzava la stranezza di queste popolazioni. Chiudo qua così mi pare siamo già un po' fuori quello che era previsto come termine di serata, poi continuerò successivamente con la parte invece che riguarda la presentazione del nostro costume. Sì, le cose più interessanti a volte durano più a lungo di quanto sia previsto, quindi direi che possiamo stare tranquilli. Naturalmente, come si accennava giustamente, ora ci sarà anche una chicca finale che sarà la presentazione di questo nuovo vecchio costume ricostruito, dove anche chi l'ha ricostruito saprà raccontarci qualcosa di interessante. Io ringrazio naturalmente i 3 gruppi che sono intervenuti, nelle persone di tutti coloro che sono intervenuti appunto, e vi ringrazio naturalmente anche per l'interesse. Qualora ci fossero domande rispetto a questa prima parte, forse questo è il momento per porle.
ci sarà naturalmente la possibilità di farlo anche dopo la presentazione del costume, naturalmente, però insomma se qualcuno o qualcuna avesse delle domande è il momento di iniziare perlomeno a ragionarci, ecco, così si possono fare. Io ne ho una che vorrei al primo relatore, ma magari può rispondermi anche dopo, cioè qual è il legame, non mi sfugge quale sia il legame tra il fazzoletto e l'assunzione del tabacco. Cioè, logisticamente come funziona questa cosa e perché le due cose sono legate tra loro? Perché lei ha parlato di un fazzoletto, ok, quindi il tabacco veniva posto nel fazzoletto, assunto, e il fazzoletto che c'entrava con tutto questo? Ah, adesso ho capito. Ok, e serviva per sputare il tabacco, ok, va bene. No, mi sfuggiva come potesse funzionare questo processo. Molto interessante, cultura materiale, dicevo appunto prima, siamo molto terra a terra, direi. Benissimo, io rilascerei il microfono a voi a questo punto, ringraziando nuovamente tutti. Ringraziamo ulteriormente Gioffa per la possibilità che abbiamo avuto e adesso direi di intraprendere la seconda parte del nostro pomeriggio dando vita appunto a questo momento di incontro di costumi avianesi e vedendo poi come la trasformazione che ha subito il nostro costume, quello che noi indossiamo durante le nostre esibizioni dall'800, ma forse anche dovremmo fare un passetto prima, quindi dalla fine del 700 fino ai nostri giorni. Adesso io passo la parola alla signora Fabiana Zicchette, che è anche la vicepresidente del gruppo folcloristico Federico Angelica Danzini di Ariano. Io volevo prendere la parola per introdurre questo incontro di costumi avianesi perché questa sera siamo molto orgogliosi di questo evento, quindi brevemente vi dico queste due parole che abbiamo pensato di dirvi. Il gruppo di Aviano, come avete ben capito, da sempre dedica particolare attenzione alla realizzazione di propri costumi, alla relativa conservazione e alla ricerca storica riguardante anche la trasformazione del suo abito nel corso dei secoli. Il folklore pedemontano è un'espressione tra le più genuine del panorama mondiale. Agli avianesi va il merito di aver conservato caparbiamente e con grande orgoglio le proprie peculiarità, che si identificano anche con l'antico vestito della festa. Esso veniva mostrato con fierezza durante le feste iniziali, ma anche in tutte quelle occasioni che fossero ritenute importanti per l'epoca. Da sempre, come diceva giustamente prima Fabrizio, viaggiatori e viandanti che per qualche motivo visitavano il paese di Aviano rimanevano colpiti dalla particolarità delle gente locali. Il primo elemento che restava impresso era proprio il modo di vestire, come attestano i primi documenti ufficiali ritrovati. Da sempre l'attenzione per i propri costumi in cultura avianese è stata un punto fermo. I motivi che hanno indotto gli avianesi a conservare le proprie radici sono state certamente la forza di volontà e la creazione di una coscienza collettiva che è diventata legante per il territorio, rendendo molto forte la fedeltà alle tradizioni. Il costume popolare, mantenuto nel tempo, è riconosciuto a tutt'oggi dalla popolazione come un valore imprescindibile. L'attaccamento al costume e ai suoi valori è portato ad approfondire la ricerca storica, andando ad analizzare, sotto tutti i punti di vista, le numerose descrizioni dell'abito, in particolare quelle indossate in paese nell'Ottocento. I primi documenti sono il frutto delle inchieste napoleoniche avvenute tra il 1805 e il 1811, quando per il territorio pedemontano fu incaricato il professor Angelo Garbizza di realizzare alcuni bozzetti relativi all'abbigliamento locale per acquisire le relative informazioni. Da qui è partito il desiderio di voler realizzare materialmente quanto la storia ci aveva tramandato.
Quindi passo la parola nuovamente al dottor Fabrizio Padoan, che illustrerà il contesto storico della trasformazione dell'Alto Valeriano dalle sue origini fino ai nostri giorni. Dottor Fabrizio. Allora, riprendo la parola io, ringraziando Fabiana di questa piccola premessa, dicendo questo, che praticamente quello che noi come gruppo folcloristico continua sempre a una delle caratteristiche che abbiamo sempre avuto è quella sì di mantenere le cose, lo status quo, diciamo così, ma anche quello di cercare di migliorare il più possibile quelle che sono cercando nella parte imparando la storia, cercando di portare nuove esperienze che poi abbiamo ad esempio confuso con la realizzazione del libro, con la realizzazione ad esempio del fumetto che abbiamo presentato poco prima purtroppo del lockdown, ma soprattutto nel mantenere il costume il più possibile originale alla realtà. Questo ci ha portato praticamente ad ottenere una caratteristica che poi è unica per i gruppi folcloristici, è quella di usare fino adesso due costumi che sono due costumi però avianesi. C'è chi usa ad esempio il costume del sud Italia, quello del nord, quello della zona della Cagna con la zona della bassa, per dire friulana, oppure della Toscana e dell'Umbria. Adesso facciamo degli esempi così abbastanza approssimativi, però quello di trovare in un unico posto modi diversi di vestire che sono avvenuti in tempi diversi è molto raro, e questo è un nostro orgoglio, è quello che siamo riusciti a fare in questi anni. Questi anni che poi sono dal 24 ad oggi sono quasi 100, diciamo così, no? Poi fra 2 anni faremo il centenario, spero di riuscire a fare qualcosa di nuovo anche quella volta, no? In modo così vado avanti con la presentazione, che un po', quindi quello che abbiamo, sì, ho messo la copertina del libro solo così per un po' di morale, ma visto ho partecipato, ma a parte questo la sostanza è quella che vi dicevo prima, di riuscire a mantenere nel tempo, cioè di far vedere le varie fasi dell'evoluzione del costume avianese nel tempo. E per fare questo io ho cercato di sintetizzare questi vari periodi che poi vengono rappresentati nei costumi. Il primo periodo è quello più recente, è quello che il nostro vestito tradizionale, che praticamente da quando è nato il gruppo si vede indossato dai nostri danzerini, che in realtà è quello che rimane alla fine della storia purtroppo della storia in cui il modo tradizionale di fare i matrimoni e di vestirsi con il costume tradizionale è cominciato si è perso, e praticamente parliamo della prima guerra mondiale. Praticamente fino alla prima guerra mondiale gli avianesi si sposavano con questi vestiti, e qui vediamo alcune foto di sposi. Queste cartoline sono del 1903, 1902, 1904 più o meno. E vedete che ci sono appunto delle feste, queste feste nuziali, questi cortei che io prima vi ho fatto vedere
riprodotto nel film Sentinella della Patria, che è successivo, però nel 27 c'era ancora la gente che quella volta aveva vissuto fino a pochi anni prima, perché erano appena passati 10 anni dalla fine della guerra. E purtroppo la guerra è stata quella che un po' ha sconvolto anche la cultura dei nostri posti, dei nostri paesi, e questo purtroppo ha portato alla perdita di tradizioni come nel nostro caso. Fortunatamente però gli albanesi questi costumi non li hanno buttati via, li hanno tenuti, non si sa mai, no? Li hanno tenuti e magari qualche carnevale li hanno ripresi, magari per andare a fare qualche festa, però quando li hanno tenuti fuori si sono accorti del valore di questa cosa. E infatti Mascagni, quando ha incrociato gli albanesi che sono andati a farsi la festa di carnevale a Pordenone, tornando dalla fuga di Conegliano, se non sapete cosa vuol dire, cosa sto raccontando, non che il libro, ve lo contate. Sto scherzando. Praticamente gli albanesi sono andati al carnevale a Conegliano, una festa di carnevale a Conegliano, dove erano stati premiati per i vincitori, ai veneti, ai partecipanti alla festa di Conegliano, il fatto che l'avessero vinto dei foresti non gli è andata bene, per cui gli albanesi hanno dovuto scappare, e scappare sono arrivati a Pordenone. A Pordenone hanno trovato Mascagni, il cugino mi pare che era, no? del famoso maestro d'orchestra, che assieme a Pino Immacola li ha esortato, ha visto quello che stanno facendo gli albanesi, che avevano oltre i costumi, avevano abbozzato anche una sorta di spettacolino tradizionale, li ha esortati a mantenere, e grazie a quello che è stato fatto appunto da quei 4 ragazzi in costume, coadiuvati poi dal cavaliere Venturelli. Vedo che avete studiato Venturelli, che avete guardato anche i tutti forti, forse per questo hanno creato il gruppo che vediamo, che ancora oggi riusciamo ad ammirare in varie occasioni. Questa foto secondo me è una delle più importanti che ci siano, non tanto perché mostra quanta gente c'era, quanti costumi c'erano da Diano. Questi qua non sono fatto il costume per l'occasione, ma hanno trovato nelle proprie cantine, nei propri bauli. Però si può vedere a seconda partendo da sinistra verso destra la provenienza, e soprattutto questo si vedeva dal modo di come erano legati i fazzoletti in testa. Le donne di Castello avevano il fazzoletto legato dietro, le donne di Giais, che sono invece dall'altra parte, avevano il fazzoletto che pendente sui fianchi, e così via. Le donne di Ariano, che erano più ricche, più nobili, non avevano il fazzoletto, e questo per farvi capire un po' quello che diceva poi prima Dino, che c'erano queste differenze anche tra i vari paesi del Ariano. Vado avanti perché mi pare che qua sto fremendo, anche perché Luca poi avrà diverse cose da dire. Un'altra occasione è questa: nel 1838 a Udine venne fatta una manifestazione, una grande esposizione regionale. In quell'occasione, da pochi anni era stato in Italia, Friuli era entrato nel Regno d'Italia, e voleva far vedere le tradizioni locali, volevano essere esposte le tradizioni locali, e questi sono i costumi che sono ora a disposizione del Museo di Educazione Etnico Friulano di Udine. E tutti questi sono di Ariano, che sono di Anoli. Questa è stata una ripresa fatta da Piccolo Formagnani nel 1878.
Qui vi ho messo altre immagini di pittori di Luigi Nono del 1864 che non riguardano Aviano, però riguardano cultura, delle immagini fatte, queste praticamente le tre donne che vedete qui a sinistra sono a destra, partecipavano alla saga della Santissima, mentre questa famiglia, questo corteo riguarda un matrimonio, più che un matrimonio, un rinnovo di matrimonio di nozze d'argento, una cosa del genere. E vedete come a Polcenigo la decorazione è molto simile a quella che avevamo qui anche a Laviano. Infatti, nelle memorie dei primi spettacoli che noi troviamo e che condividiamo con Vesia, sia la prima occasione nel 1825 a Pordenone o nel 1852 a Pordenone, i gruppi che hanno partecipato erano di Aviano, Budoia e Polcenigo. Nel 25 Aviano, Polcenigo e Salone, e nel 1852 per Francesco Giuseppe invece abbiamo Budoia e San Pietro degli Schiavi. San Pietro degli Schiavi sarebbe San Pietro Martisone, per capirci. Purtroppo qui non abbiamo nessuna descrizione, abbiamo delle piccole descrizioni ma non sono chiare, come invece le troviamo nel 1838, occasione in cui appunto gli avianesi sono eseguiti a Udine per Ferdinando I d'Austria, sì, in occasione appunto della visita che aveva anche accennato prima il rappresentante del gruppo di Vesia. Qui, oltre ad avere delle descrizioni abbastanza chiare, che poi forse Luca vi racconterà, abbiamo un boffetto. Questo disegno riguarda appunto, come vedete scritto nella parte superiore, Aviano. Quindi un pittore che si chiama Mattioni, per fare un omaggio ai regnanti che stanno visitando Udine, ha fatto realizzare dei dipinti, che i dipinti sono stati persi, però ci sono rimasti questi disegni a penna fatti probabilmente per poi realizzare il quadro definitivo. E questo è il nostro piccolo antico, che fa riferimento poi dalla descrizione che viene fatta sulla Gazzetta Ufficiale di Venezia, praticamente corrisponde al costume che noi chiamiamo antico, che poi abbiamo già riprodotto alcuni anni fa e che già da diversi anni usiamo nei nostri spettacoli. Poi altri fondi storici che ritroviamo nel palazzo dei negozi Carraro qui di fronte, dove ci sono ulteriori dipinti che rappresentano avianesi, cioè le nostre zone e anche di come andavano vestiti appunto gli abitanti di queste zone. E qui parliamo sempre della fine del 1700, scusate. I dipinti sono di preciso nel 1790 qualcosa, non mi ricordo il preciso l'anno, a memoria non mi viene in mente. E questo è un altro modo, vedete, questa evoluzione continua che c'è stata ad Aviano, evoluzioni che ovviamente, vado alla conclusione, che poi lascio la parola a Luca. Questa sera vogliamo rappresentare un ulteriore passaggio, no? Però prima di questo passaggio un altro cenno voglio dire che è importante fare, che poi è andato un po' trasversalmente per quanto ai nostri costumi, quello dei gioielli. I gioielli ovviamente sono sempre stati utilizzati, li troviamo ancora nel dopo del 600, orecchini, stelle, già descritti in quel periodo là. Ovviamente quelle che erano molto diffuse ad Aviano sono questi che vedete su queste foto, che sono in particolare la stecca che era un pendente praticamente, di solito viene attaccato sul collo con
con un filo di granate, oppure gli orecchini che sono le bucole che avevano da varie dimensioni, varie fogge, varie che però avevano delle caratteristiche molto identificate, anche perché, ma questo lo vedremo più avanti, a seconda della zona cambiavano anche questi disegni, questi nodi da lavorare. Quindi bucole, che sono gli orecchini, stelle, che sono i pendenti, poi un altro elemento erano i tremaluoi, che i tremaluoi erano praticamente un modo perché spesso l'usanza era quello di addobbare i capelli in modo abbastanza particolare, importante, e c'era la necessità di bloccare poi i capelli, anche se delle volte le sapete le donne portano la maggior parte dei capelli lunghi, quindi avevano questa necessità. E infine quello che sarà poi l'elemento principale di questa serata è la visita di Letarbizia, della Giornata prima Fabiana, che assieme a Marco Pieri avevano girato il Dipartimento del Tagliamento, che praticamente va dal Conegliano, dal Piave fino al Tagliamento, passando per Cloud, passando per Treviso, per Borgo di Livenza, eccetera, e passando nel loro peregrinare per cercare di trovare le tradizioni più caratteristiche della zona, si sono venuti ad Aviano. Ad Aviano purtroppo non è che non hanno fatto, sono state perse le descrizioni delle tradizioni scritte, tipo i matrimoni, tipo i funerali, avevano diverse cose da compilare, da descrivere, e queste sono state perse, però invece sono rimasti i bozzetti delle figure, e questo è i disegni creati nel 1811 da Angelo Garbizza, che era il pittore mandato a fare questa ricerca. E concludo dicendo appunto che purtroppo da 2 anni i nostri gruppi, come diceva anche il sindaco prima, sono fermi per quanto riguarda l'attività folcloristica, però quello che volevo dire è che noi ad Aviano appunto abbiamo cercato comunque di non fermarci anche se non balliamo, e magari siamo stati costretti allo stop per la danza o per la musica o per fare altre attività tipo il festival eccetera, però abbiamo cercato di sviluppare quello che potevamo fare senza dover poi dover creare quell'attività che vi dicevo prima. E per questo siamo riusciti a ottenere alcune cose che poi Luca adesso vi parlerà e vi mostrerà. Vi ringrazio e scusatemi del tempo che mi sono allungato, e spero che la conclusione della serata vi piaccia. Buonasera a tutti. Grazie Fabrizio, e ora passiamo la parola al signor Luca dell'Angela Rigo, il nostro esperto in storia della moda, nonché appassionato, che appunto in questi mesi ha seguito molto da vicino, per vedere in prima persona la realizzazione proprio materiale di questo costume, e quindi ora passo la parola a lui. Allora, buonasera a tutti intanto. Nel frattempo che io mi preparo, Livia vi sta dando ad ognuno di voi una foglia molto particolare, e invito anche Factoring a raggiungerci qua sul palco. Una foglia particolare perché si tratta di un geranio, in latino si chiama Pelargonium radula, ed è il tipico geranio ardenese che gli uomini utilizzavano per abbellire i loro cappelli,
e le donne si dice che nascondessero alcune foglie di questo particolare geranio che ha un profumo tra il limone e la citronella, e si dice che nascondessero alcune di queste foglie tra la camicia e il corpetto e nel movimento emanasse il profumo. Oggi in commercio, una piccola nota, si trovano questi tipi di gerani, però non sono questo esattamente, sono delle modificazioni genetiche che sono fatte nel geranio. Se voi fate seccare questa foglia, domani mattina sentirete ancora il profumo particolarmente. Bene, adesso ho finito tutto ciò, inizio. E vediamo se riesco a farlo. Grazie. Benissimo. Allora, innanzitutto vedete alla mia sinistra e alla mia destra due coppie che indossano l'abito moderno, come veniva descritto nelle cartoline d'epoca. Ne portiamo due, o meglio questa sera ve ne mostriamo due, perché alla destra Giulia e Italo indossano il costume che noi abitualmente indossiamo, che è un po' il frutto di una lieve standardizzazione avvenuta negli anni, in particolare a partire dagli anni 70, precisamente con la tournée dell'Argentina, dove vennero ricostruiti, grazie anche alla collaborazione con la tessitura carnica di Villa Santina, i vestiti originali. Quindi negli anni, in particolare nel Novecento, c'è stata questa standardizzazione, torno a ripetere questa parola, e soprattutto anche per la difficoltà di reperimento dei materiali utilizzati in origine, delle fibre, dei tessuti. Inizio dal cappello, appunto. Un cappello di feltro con una tesa molto larga, si può vedere in entrambe le situazioni. In origine era decorato con l'arbarosa e dei piccoli fiori di carta, mentre oggi noi lo utilizziamo con l'arbarosa d'estate, chi ancora ha queste piante a casa, e dei fiori finti, dei gerani rossi. Il gilet crosat, chiamato in arabiano, la particolarità è proprio questo tessuto che può assomigliare a uno scozzese, anche se in realtà non è giusto chiamarlo così, è un tessuto a scacchi. Poi dei tessuti ve ne parlerò un po' più avanti, con precisione. Era decorato con taschini di velluto, bottoni prevalentemente in origine di vetro, probabilmente importati da Venezia, con delle decorazioni in oro sul centro. Potevano esserci anche dei bottoni di metallo. Durante l'inverno gli uomini indossavano sotto il gilet, sotto il crosat, ma sopra la camicia, la guccia di lana. Era un maglione lavorato appunto rovescio, realizzato con la lana grezza, un filato irregolare perché era filato in casa, e le camicie, la particolarità della camicia vianese sta nella grande lavorazione che c'è sul petto. Ce ne sono due tipi prevalentemente, uno con la pattella, ovvero c'è la bottonatura che è nascosta da un pezzo di tessuto, eccolo lì, e l'altro invece con la bottonatura classica, poteva avere delle lavorazioni a piegoline o a nido latte, tutte fatte a mano e ricamate in rosso, potevano esserci le iniziali della persona e dei piccoli elementi, cuori, dite, galletti, croci, stelle. I coprispalle, questi che vedete nelle immagini, e poi vi racconterò perché ho queste immagini, non sono coprispalle originali come quelli che indossò Orfeo, quello è un coprispalle originale degli inizi del Novecento, forse anche fine del Ottocento. Oggi purtroppo, fino ad oggi era stato difficile recuperarli, ma ci siamo sempre attenuti il più possibile ai colori e alle fantasie che venivano utilizzati. Come vedete erano rossi prevalentemente, potevano avere anche altre colorazioni, però sempre a tinte forti, oppure veniva utilizzato anche il fazzoletto, come si vedeva,
un fazzoletto bianco ricamato appunto croce con un bordo di busto che veniva appeso sul taschino sinistro dal lato del cuore perché era il dono della moglie per il matrimonio, ovvero la donna ricamava 2 fazzoletti, uno per se stessa e uno che donava poi al marito, con nome e cognome, luogo del matrimonio e data del matrimonio. Questo l'uomo poteva anche indossarlo, abbiamo delle immagini, come coprispalle. No. Un altro dettaglio, che forse si nota, è questo, e sono i nastri. I nastri poi vi racconterò, non probabilmente già tutti lo sapete, qual è la caratteristica dei nastri del costume di Adriano. Sappiate che ce l'è già anche l'uomo. Le camicie, come ho già detto prima, ce n'erano di diverse tipologie, tutte bianche, e la vera, a livello proprio tecnico, la realizzazione consisteva in una fascia di tessuto che veniva piegata a metà, quindi non c'erano cuciture sulle spalle. La spalla veniva rinforzata con un pezzetto di tessuto di cotone, quindi serviva a dare la stabilità quando si indossava, e le maniche erano ripiegate con un quadrato, alza il braccio, si vede qua sotto, c'è un quadrato che serviva per dare il movimento, ovvero la modellistica, che è la materia che studia, serve per creare i cartamodelli, non era molto conosciuta ovviamente fino dell'800 quindi del 900. Quindi improvvisavano un po' le conoscenze che avevano. E sicuramente questo rettangolo di stoffa serviva a poter avere un movimento comodo nell'abbigliamento. La fascia, che serviva a sorreggere i pantaloni, principalmente tutti quanti la indossavano rossa, una fascia di tessuto pettinato, quindi un tessuto morbido, poteva essere anche tessuto a telaio, ma erano molto più difficili da trovare. Non tutte erano rosse, infatti abbiamo la conferma: Federico Angelica in primis non aveva una fascia tutta rossa, ma aveva queste righe colorate. Esistevano anche delle fasce blu, qualcuno ce l'aveva addirittura nera, ma probabilmente lievamente tussi da quello che mi è stato raccontato, ma probabilmente più per piacere personale, non per attenersi a delle fonti storiche. Ai piedi entrambi indossano gli strapins, come li chiamiamo noi ad Aviano, e i calzetti lavorati a ferri. La donna indossa al ginocchio, mentre l'uomo leggermente sotto o anche tagliati alla caviglia. D'inverno erano realizzati in lana, mentre d'estate di cotone. E un dettaglio: lo strappino originale avianese non ha i fiori. I fiori arrivano ad Aviano, gli strappins, intorno agli anni 70, quando le persone che anche 80, 90, prima 50-60, indicativamente, prima della metà del Novecento. Questo perché? Perché era difficile trovare ad Aviano persone che realizzassero gli strappins, e quindi si andava all'esterno di Aviano, portando ad Aviano quelli che erano i modelli esterni, non facendoseli fare su misura. Lo strappino avianese, infatti, nel bordo fatto di fettuccia, questa fettuccia finiva con un fiocco sulla punta, e questo era il vero strappino avianese. In testa, Corina, eccoci qua. Le donne usavano raccogliere i capelli con delle larghe trecce fermate attorno alla testa con fiori di carta rossi, ma anche di tutti i colori, realizzati in carta crespa. Prima dell'arrivo della carta crespa c'erano altre cose che indossavano in testa le donne, e degli spilloni come quelli che vedremo. Allora, quelli vi racconto un po'. Girati. Oggi le donne nostre, per compostezza durante lo spettacolo e per avere una conciatura che durante i salti dei balli non si distrutta, raccolgono i capelli in uno chignon che decorano a sinistra con delle roselline di stoffa, a sinistra perché a sinistra è il lato del cuore, quindi l'amore, e i tremaruoli, queste palline che negli anni sono diventate classiche palline delle ghirlande, come capite, ma che in origine erano delle sfere in filigrana d'oro
la donna non possedeva molte ovviamente, e servivano per fermare le trecce. Prima dell'arrivo della carta crespa probabilmente indossavano fazzoletti, prevalentemente neri, come già detto Fabrizio, la zona di Geiss Marsure li portava annodati dietro, la zona di Geiss li buttava sopra la testa, fermandoli probabilmente con qualche spillo, ma la vera caratteristica di Arianno, descritta in molti testi documenti, è il cappello anche nelle donne, un cappello praticamente come quello dell'uomo, poteva essere come quello nella foto, quindi con la tesa larga e la cupola un po' squadrata, o come quello che indossa Fabiana, quindi poi decorato con dei velluti e dei bottoni. La stella, ha già anticipato Fabrizio, era il dono che l'uomo faceva alla futura moglie, quindi quando le donne si vedevano in giro che indossavano questa stella, che in realtà se ne avevano diversi modelli all'Ariano, significava un po' dire che la donna era occupata. Basta. Vi parlo di questi gioielli perché a maggio di quest'anno, in realtà 3 anni fa, faccio un brevissimo viaggio. Orfeo a Rio Engheo scopre il paese di Scanno in Abruzzo, dove c'è un'antichissima tradizione in Europa, e a maggio di quest'anno partiamo con la macchina e andiamo a Scanno. Qui troviamo un orefice che ci dice sì, non ho nessun problema a riprodurvi i vostri gioielli, e quindi questo qui è la stella originale e l'altra è la copia realizzata. Sono realizzate in oro povero, quindi in oro a 9 o 12 carati, che indossa Corinna appesa alla colonna di granito. Altra caratteristica sono le bucole, anche qui diversi modelli. Si dice che i modelli con l'anello intorno siano più di Castello, Budoia, quella zona di Ariano, mentre gli altri indossati un po' in tutto Ariano. La particolarità, o forse un dettaglio, sono questi 2 occhietti che si vedono qua su. Perché la bucola veniva donata alla bambina intorno ai 13-14 anni come simbolo di fertilità, e il serpente, secondo una delle credenze della religione cattolica, aveva proprio il simbolo della fertilità. Oggi, fino ad oggi, anche qui non era stato possibile riprodurre questi elementi, e negli anni le danzerine hanno iniziato ad utilizzare questo orecchino, che è qualcosa di giocheria, che richiama molto l'attenzione, cioè le forme dell'originale, quindi lo sorriso. Eccole qua, le bucole che sono state riprodotte, l'originale, questa qui, e quelle che indossa Corinna, che vedete bene in grande nella foto, sono la riproduzione sempre realizzata a Scanno. Terzo elemento riprodotto, gli spilloni da testa, che indossa sempre Corinna. Questa sfera molto grande è l'originale, ritrovata in una famiglia viennese, e gli originali invece sono le produzioni sempre di Scanno. Andiamo avanti. Eccoli qua, i corpetti realizzati dalla tessitura carnica nel 1973, prima della tournée in Argentina. Questi sono 2 dei 4 modelli realizzati. Il corpetto della donna si distacca dalla gonna, sono rossa al momento, perché c'erano diversi modelli, cioè poteva essere di velluto nero, poteva essere dello stesso tessuto della gonna, poteva essere del tessuto della traversa, come quello di Corinna. Diciamo che realizzavano i costumi un po' con quello che trovavano o con quello che riuscivano a produrre in casa. I tessuti, no, il taglio sul dietro della schiena, la particolarità del costume viennese sono queste 2 pieghe, queste 2 riprese, realizzate dal giromanica alla vita, che servivano per dare aderenza alla schiena della donna. Tutti i costumi e tutti gli elementi
dell'abbigliamento albanese hanno sempre questi due tagli e il taglio della spalla portato molto indietro rispetto alla posizione che oggi siamo abituati ad avere. Questo creava delle piccole problematiche, ma che in realtà il costume con il peso della gonna tendeva ad andare indietro e quindi restava un po' rialzato sui lamenti. Vedete sotto la ricciatura, vediamo che la prossima. Vedete sotto qui l'attaccatura della gonna, che potevano essere a pieghe o a ricciate. Le gonne erano molto pesanti, si utilizzavano all'incirca 2,5 metri, 3 metri di stoffa per fare la gonna, e sul bordo sotto, fate vedere il bordo sotto della gonna, venivano bordate con delle casalline di cotone. Un'altra particolarità sono le balze che servivano uno per nell'eventualità in cui la persona crescesse ad abbassare il tessuto, ma anche per rifare l'orlo sul fondo dell'abito nel caso in cui con il tempo si frullasse, si consumasse. Questo era il tessuto che era realizzato in lana principalmente perché in paese allevavano le pecore, ma aveva anche della seta perché tutte le famiglie avevano i cavalieri, ovvero i baffi da seta che allevavano, e la seta serviva unita alla lana per dare resistenza al tempo. Le traverse, grembiuli, grimani, ce n'era una grande varietà. Oggi nell'abbigliamento nostro utilizziamo quello che venivano chiamate le tele all'indiana, ovvero le tele stampate, con la tecnica della silografia, ovvero dei pezzi di legno poggiati sull'inchiostro e poi stampati sul tessuto. Infatti una grande varietà ce n'è di qua, ma non erano tutte così. Potevano esserci anche traverse a scatti, a quadri, probabilmente frutto di quella che era la moda precedente alla fine dell'Ottocento. Questi sono due elementi delle traverse che sono state riprodotte, e qui vi parlo di un'altra riproduzione. Finalmente siamo riusciti a far riprodurre le nostre fantasie originali. Due traverse, ti ricordi? Scusami. Due traverse molto antiche, questa in mussola di lana, quella in una tela di cotone stampato. Le abbiamo fatte riprodurre a Como da un'azienda che fa tessuti personalizzati, e le abbiamo fatte riprodurre in mussola viscosa, quindi una fibra artificiale che ha più resistenza nel tempo. Il problema, come già qualcuno prima aveva detto, di queste stampe antiche è che il colore tendeva a scomparire, a rovinarsi o a corrodere i tessuti. Questa traversa in particolare, tutte le traverse fatte con questo tessuto nel tempo perdono le rose. Non so se riuscite a vedere che le rose qua non ci sono più. Coppespalle, uno quello che indossa Tiziana, uno quello che indossa Fabiana. Siamo riusciti anche questi a riprodurli. Questo sarebbe l'originale di quello che indossa Fabiana. La maggior parte erano realizzati in mussola di lana, anche questi, quindi sono sempre leggero. C'erano però, come questo qui, delle realizzazioni in seta. Questo è un leggerissimo damasco di seta, e c'erano delle realizzazioni anche in rosatello di seta. Quindi noi oggi l'idea del coppespalle frullano ce l'abbiamo in un tessuto non a fantasia, ma stampato, ma non lavorato come tessuto, un tessuto dritto. In realtà ad Aviano utilizzavano varie cose. In particolare c'è un periodo in cui questi coppespalle con delle fasce bianche senza frange venivano utilizzati per la maggiore. I nastri sono uno degli elementi caratteristici del nostro costume, un tempo realizzati in seta, infatti descritti come gale di seta a tutti i colori, donati dal pretendente all'innamorata e viceversa. Oggi in poliestere, purtroppo reperire quella tipologia di nastro è molto difficile, e oggi la tradizione vuole che
girando con il gruppo si conoscono nuove persone e quindi questi nastri vengano firmati o vengano disegnati dalle persone che si conoscono. Negli anni grandissime persone hanno firmato i nastri delle nostre danzerine. Sottoveste. Oggi le nostre danzerine per comodità indossano uno spezzato, quindi una camicia con la sottogonna e i mutandoni. Un tempo i mutandoni sono arrivati dopo. Si indossava solamente questi scamiciati che vedete in foto, potevano essere prevalentemente a manica lunga con un polsino sul polso, oppure con un pizzo molto arricciati e lunghi sotto il ginocchio. D'inverno si coprivano c'erano due tipologie in realtà. Una è quella che indossa Tiziana, è la buccia, come quella dell'uomo, sempre lavorata o a costine o appunto roscio. Era un maglione sostanzialmente, lungo fino sotto il bacino, che quindi teneva caldo completamente il busto. L'altra possibilità erano queste che vedete in foto, utilizzate sia dall'uomo che dalla donna, e venivano semplicemente cucite avanti. La giacca. Negli ultimi anni, grazie alle donazioni da parte del popolo degli avianesi, perché avere questi reperti storici originali aiuta molto nella ricerca, siamo venuti a conoscenza, e poi controllando anche le foto di inizio Novecento, di queste giacche utilizzate probabilmente per ripararsi dal freddo prima o anche allo stesso tempo dell'utilizzo dello scialle pesante di lana bouclé con le frange, sicuramente arrivato da Venezia. Queste giacche avevano la caratteristica di essere tagliate in vita, con le maniche molto rigonfie. Questa manica si chiama manica a prosciutto perché richiama la forma di un prosciutto, quindi la spalla gonfia e il polso stretto. Abbiamo anche però alcuni modelli originali di abiti con gonna e giacca attaccata, come quella che indossa Fabiano. Potrebbe essere che venissero utilizzate prevalentemente nelle giornate lavorative queste giacche e meno nelle giornate di festa, quando si preferiva utilizzare bucce di lana o far vedere semplicemente la camicia. Stiamo facendo un salto all'indietro in questo momento, non sono diventati minuti, quindi dal costume normale andiamo un salto indietro, ci spostiamo all'incirca dalla seconda metà dell'Ottocento agli anni 30-40 dell'Ottocento, e per raccontarvi i costumi che state sentendo più che altro arrivare, dobbiamo arrivare circa agli anni 80, quando dai cassoni della famiglia Conte, della famiglia del Capo Centrale, esce questa coppia di costumi. Sono dei costumi originali, i tessuti, la qualità dei tessuti fa capire che è precedente sicuramente agli altri, e ci sono degli elementi che richiamano sicuramente le descrizioni negli anni 30 e 40 del Settecento. La giacca che indossa la donna, ricollegandoci al discorso di prima, non viene mai descritta dalle descrizioni del Macchioni o dal Santo Beato, che poi vi spiegherò via giace nell'Apocalisse. Eppure in questa copia originale la giacca c'è, e quindi quando si è pensato poi di riprodurre tra gli anni 80 e gli anni 90 gli abiti antichi, questa giacca è stata mantenuta. È una giacca molto particolare, con un tessuto molto colorato rispetto a quello che viene utilizzato. Le traverse, la traversa probabilmente per la moda dell'epoca, quindi con un'influenza veneziana, tendevano ad avere le righe verticali. A Venezia nell'inizio dell'Ottocento si puntava sempre all'altezza, sempre all'alto. Probabilmente la foggia di questo cappello potrebbe richiamare anche a quello, al portare il culto. Tutti i tessuti a telaio, la larghezza delle traverse sono tra gli 80 e i 90 cm, quindi la larghezza dei tessuti delle traverse, bloccati in vita con una fettuccia che poteva essere di cotone o di lino colorato. Gli zoccoli, la donna indossa i lami davanti,
sentite, indossa uno zoccolo di legno con un tacchetto, sicuramente di influenza veneziana, infatti l'immagine che voi vedete lì sotto è una scarpa veneziana dell'inizio dell'800 e la forma è praticamente quella, bloccata sul piede con una fascia di Koran, ovvero una fascia di cuoio, e decorata con queste borchette che vanno a creare una sorta di cuore di fragola, che poi tra qualche minuto ritornerà presente nelle aule, e che ritorna il budget, che sarebbe un'anfibia utilizzata in Cagna per bloccare delle cintole che servivano alle donne mentre lavoravano, anche alle portatrici carniche, per lavorare ai ferri mentre camminavano in montagna. Ricordiamoci questa cosa. L'uomo invece indossava le dalline, ovvero uno zoccolo, una pianella di legno con questa punta anche molto pericolosa. Questa foto qua ci richiama molto alla forma di questa calzatura. Nella foto l'originale della famiglia Conte ha questa fascia finta anti-età, per capirsi, cioè contraria all'epoca in cui venivano utilizzate le donne. Sappiamo per certo dalle testimonianze che venivano bloccate al piede con delle fasce di cuoio, come quelle che Cristian il cappello ha una forma molto particolare, molta coppa e poca aletta, come descrisse Sant'Egiaco. Sant'Egiaco era un parroco della Chiesa di Ariano, decorato con velluti e bottoni. L'uomo ha bottoni di ferro, forse ce l'ho, sì, ecco qua. L'uomo ha bottoni di ferro o di filigrana e velluti cuciti sul cappello, e la donna ha lo stesso i velluti e i bottoni di vetro. Nel modello originale del cappello, abbassa la testa verso avanti, era presente una treccia rossa che è stata riprodotta alcuni anni fa per essere sempre più precisi e coerenti con gli originali. Il materiale, quelli pervenuti a noi, ovvero questi qua, sono realizzati in paglia, fettucce di paglia cucite a mano che creano questa forma, e sono stati riprodotti sempre negli anni 80-90 in paglia. Sappiamo per certo che la forma era questa, però nelle descrizioni originali pervenutesi non viene detto un materiale, quindi presumiamo che ci atteniamo agli elementi originali che noi abbiamo. Le gambarelle possono essere paragonate a degli scaldamuscoli, venivano utilizzati sia l'estate che d'inverno, erano lavorati sempre a ferri e tagliati sul piede, quindi il piede era sempre scoperto. La dalmena, senza la punta, poteva essere utilizzata anche per il lavoro e aveva dei chiodi piantati sotto che facevano tipo da rampone. Il costume bianco, il famoso costume bianco avianese descritto da tanti, che oggi viene utilizzato in rare occasioni, perché bisogna dire, dopo 30 anni che ce l'abbiamo, che ancora gli avianesi non riconoscono questo costume come tipico avianese. Allora, il pantalone al ginocchio è forse l'elemento più friulano che c'è in questo abito. Tagliato al ginocchio, probabilmente ancora influenza della moda settecentesca di Venezia, che voleva calzettoni lunghi al ginocchio e pantalone corto, decorato tutto quanto in nero con bottoni di tessuto e realizzato del nativo colore bianco della lana. La donna invece veniva realizzata con abito nero, e i colori utilizzati nella realizzazione degli abiti sono sempre colori derivati da pinture naturali. Ad esempio, con le foglie delle noci si otteneva il colore marrone. Okay? Una piccola nota: mia nonna mi dice sempre che quando era piccola, che andavano a lavare alla fontana,
si lavava con la lisciva, che era una mescola realizzata con la cenere. Non tutte le ceneri andavano bene per realizzare la lisciva, perché c'erano delle ceneri di alcuni legni che tendevano a far diventare nera, marrone o blu la biancheria bianca. Quindi quando si prendeva la cenere per realizzare la lisciva bisognava stare attenti a questa cosa. Dunque, Fabrizio prima ha detto del Mattioni, ovvero di quel personaggio. No, prima vi racconto questa. Questa che vedete in foto si chiama il vestito, ad Aviano lo chiamavano il vestito, era una giacca che in realtà si nota, se noi vediamo bene in questa foto, sulla spalla dell'uomo ha una giacca messa sopra il giletto. Si chiama vestito, era una giacca utilizzata prevalentemente dai pastori o comunque dalle persone che andavano in montagna, realizzata con filati di lana non trattati né lavati, quindi creatina e lanolina. La lanolina è il grasso della lana di pecora che serve alla pecora per stare asciutta all'esterno. Ecco, questa lana non veniva trattata, non veniva lavata, direttamente filata e veniva realizzato il vestito con questa lana, quindi diventava praticamente impermeabile. Veniva indossato come un mantello, quindi non inserendo le braccia, e le maniche venivano chiuse sul fondo con dei lacci dove veniva inserita la polenta, le corde, gli spaghi, tutto ciò che serviva durante il giorno al pastore e alla persona che andava in montagna. Quindi magari in un futuro andremo anche a realizzare queste giacche di questo antico. Testimonianze di questo abito utilizzato dopo il suo periodo di moda, chiamiamolo così. Qui siamo a Roma nel 1938, in quest'angolo qui, filmato di là, c'è questa donna con un cappello molto particolare in mano, girativa, che presenta un intreccio dietro, delle scarpe con il piede nudo un po' a punta e una manica bianca molto evidente. Se l'aria togliesse la giacca, vedete che dal corpetto esce una manica bianca molto gonfia. Stiamo molto attenti con questi costumi perché sono elementi originali. Eccola lì la giacca, la camicia molto evidente. Poi, sempre nello stesso anno, sempre nello stesso periodo, qui siamo al raduno dei costumi dell'Opera Nazionale di Dopolavoro, in mezzo a un'immagine molto grande di migliaia di coppie che fanno il saluto romano al duce, c'è quest'uomo con, di nuovo, questo cappello particolare. Lui potrebbe anche non essere arvenese, ma lei è palesemente arvenese, con la camicia in tutte le spalle. Quindi ecco un altro elemento. Questo cappello noi non ce l'abbiamo, chissà come ha fatto, che ci riconduce all'utilizzo probabilmente in particolari eventi come questi del raduno dell'Opera Nazionale del Dopolavoro di quest'abito antico. Siamo a Venezia nel 1928, vi ricordo sempre che stiamo facendo un viaggio di libro, e al raduno dei costumi di Venezia, che scendono le scale dove qui va detto che gli armenesi si presentavano con costumi, balli, pecore, tutto ciò, si portavano a Viano, a Venezia per rappresentare al meglio la loro tradizione, e scendere le scale si nota questa coppia che probabilmente è proprio quella che noi vediamo oggi qui indossata, di costumi antichi. Ecco qui la descrizione di Santo Beato, in cui nei disegni si vede la forma del cappello. Questa descrizione la scrive all'incirca negli anni 40 dell'Ottocento. Dice che oggi si porta il cappello con poca coppa e tanta pesa e tante ali, che serve per il sole e per la pioggia, che tempo addietro si portava con tanta coppa e poche ali, che non servivano né per pioggia né per sole, ma che prima ancora si portava con tanta ala e poca coppa di ali. Giovanni Mattioni, 1828, visita dell'imperatore a Udine e venne incaricato di disegnare l'abbigliamento utilizzato in quell'occasione dalle coppie che andavano a ballinare. La donna dell'Ottocento indossava un vestito composto da corpetto molto alto e donna a piede, il grembiule cingeva la vita e 3 cordelle, sarà molto breve o quasi quinto, di varia lunghezza pendevano da quest'ultimo, un becco di spalle e una collana comprensiva di cuore,
e croce. Ovviamente noi fino ad oggi, adesso, in questo momento, non l'abbiamo visto. La croce sì, la croce ci sta, il cuore abbia sempre un attimo di pazienza. Queste cose ornavano la parcetta del costume, un paio di lunghi orecchini d'oro con pendente, il cappello riccamente ornato, gli scappini guarniti di fettuccia e il fazzoletto tenuto con la mano destra. L'uomo, scappini a doppio laccio vistosamente a punta, calzoni lunghi e risvoltati, quindi ecco che c'è la prima cosa contraria rispetto all'abito antico che noi abbiamo qui. Probabilmente questa descrizione avviene in un momento in cui c'è ancora un passaggio tra il pantalone corto e il pantalone lungo. Lunghi il giappino corto contornato da bottoni posizionati anche sulle maniche, camicia dal colletto a punta, cappello, magnifici fazzoletti sulle spalle, usati anche come fascia in vita. Ora, mi sono dimenticato di mettere la foto di questo cappello. Comunque, l'uomo su quest'abito, come si vede dall'immagine, tendeva ad utilizzare abito e spalle, perché va detto che qualsiasi abbigliamento popolare albanese ha sempre indossato sulle spalle un fazzoletto. Questo perché serviva nella povertà degli albanesi ad arricchire l'abito, perché con i colori che si può vedere benissimo, i colori che hanno sulle spalle servono a dare vita, a impreziosire l'abbigliamento. Ma vorrei soffermarmi riguardo a quest'abito, la giacca che abbiamo visto poc'anzi, la traversa, il taglio dei costumi, come vedremo fra poco, molto, con il corpo molto corto e la gonna molto lunga, su quell'orecchino. Quell'orecchino è disegnato leggermente diverso rispetto a come può essere la bucola che abbiamo visto prima. Sembra disegnato come più affusolato, più lungo. Eccolo qua. Potrebbe essere questo orecchino, questo è un orecchino vittoriano, originale. Potrebbe essere che prima dell'arrivo delle bucole, quindi di un orecchino molto lavorato, questo tipo di orecchino fosse utilizzato ad Aviano. Andiamo avanti e arriviamo al perché noi siamo qui questa sera. Il costume napoleonico. Prima di fare questo, velocemente, non giratevi, si tende a dire che quando sono stati riprodotti i costumi antichi, quindi tra gli anni 80 e 90, si dà molta attenzione alla riproduzione esatta dei tessuti. Questo perché? Perché fare un abito con i tessuti sbagliati è come sbagliare per parte dell'abito. Quindi Lucio Guglielmin a quell'epoca era responsabile dei costumi e insieme a Orfeo dell'Angelario Montalucio gli arrivò notizia di una certa signora di Mezzano di Pignero, tale Lucia Trotter, vi dico solo ottava generazione di tessitori nella Valle del Pignero, un'antichissima tradizione, ad oggi unici eredi della lavorazione dei soraletti boemi, ovvero se voi poi andrete a cercarvi Artemer, ma nei prossimi giorni vi cliccherò sulle pagine social nostre nella pagina, potrete notare la meravigliosa arte che loro ancora oggi tramandano, quella dei tesseri, ovvero dei tessitori. Da 40 anni questa signora, prima con l'aiuto della cognata Teresita e oggi con la figlia, realizzano i tessuti che noi utilizziamo per realizzare i nostri abiti. I tessuti sono tessuti particolari, in diagonale, a saglia o saglia o batavia, questi sono i termini che indicano la tipologia di tessuto, ed erano state contattate appunto per realizzare gli abiti all'antica. Parlo avanti, perché quando si è deciso di realizzare il nuovo abito, il terzo abito tradizionale del Mediterraneo, ovviamente la scelta è ricaduta nuovamente su di loro, sulla grande capacità che hanno di realizzare i tessuti antichi. Le signore lavorano sul telaio dell'Ottocento. Questa è un po' la loro storia che vi avrei raccontato la vostra vita un po' di tempo. Dunque, siamo partiti anche qui un giorno, mattina, brum brum brum, e siamo andati a trovare le nostre amiche
che oggi non sono più a Mezzano di Primiero, ma si sono spostati a Tomavico come vicino. In questo laboratorio su cui lei vedete centro di tessuti, quelli che vedete dietro sono i solareti di cui vi parlavo prima, i solareti boemi, questa particolare tessitura, che un tempo mi è stato detto arrivava anche ad Aviano c'erano dei copriletti che potevano permettersi di costruire, e lavorati però in bianco su di noi. La figlia Carmen, questa signora qui, ha una grande passione per l'abbigliamento storico, lei realizza abiti e quindi c'è stata una grande collaborazione tra me e lei per realizzare questi abiti. I tessuti, le lane utilizzate, anche qua si è stati attenti alla scelta, sono lane delle pecore alpagotte, le pecore di Lamont, scusate, che erano il sottrazzo della pecora alpagotta. Sono per realizzare il marrone si è utilizzata la lana nera delle pecore nere, per utilizzare il bianco la lana bianca delle pecore bianche, per realizzare il nero si è utilizzato un filato tessuto naturalmente. Potete venire, vado avanti, qui vedete tutte le fasi di lavorazione, le pellicce utilizzate nell'abbigliamento, la traversa, il brindite e finalmente arrivano i nostri uomini della montagna. Allora, come si può vedere, vedete qui davanti a me, come si può vedere è un abito molto più povero rispetto a entrambi quelli che abbiamo visto fino ad ora e anche con molte differenze, se vogliamo. Vi leggo quello che descrissero quando Angelo Garbuzza disegnò, vi leggo quello che è scritto nel pezzetto. L'uomo delle montagne di Aviano, vestito e calzoni di saia, ovvero il tessuto di cui vi ho parlato prima, di alluminio, bordati di fettuccia di stamigna. La stamigna è un tessuto a tela, ovvero trame e dito hanno un lavoro semplice, ve la faccio base semplicissima. La stamigna è lo stesso tessuto che veniva utilizzato un tempo per realizzare le tele dei formaggi nelle latterie e nelle maglie. Questa fettuccia di stamigna era celeste, calzette di canape a righe bianche, scarpe in legno con le punte sotto. Purtroppo non c'è ancora stato possibile trovare un artigiano che riesca a riprodurci gli zoccoli originali, ma sappiamo per certo che le dalmine utilizzate per il tessuto antico potrebbe anche essere che siano figlie di questi zoccoli che vedete nel bozzetto caduto nella collezione. Le punte sotto sarebbero i chiodi, come vi ho detto prima, che servivano i taramponi. La donna delle montagne di Aviano, trecce formate di capelli e fettucce larghe di lino, fazzoletto di tela merlato di bianco, quello delle spalle, la tonaca è di saia, metà di colore scuro, metà bianco. Il grembiule è a righe orizzontali di vari colori. Una fascia serve di cintura. Le scarpe sono di saia. La tonaca gira è tutta a piede perpendicolari. Fazzoletto pendente alla cintura. Questo fazzoletto probabilmente è uno dei facciuoli da naso, così venivano descritti in impatti dotali, che venivano da fine eredità. Andiamo avanti, vi vedo un po' provati, ecco qua le fasi della lavorazione, quindi il tessuto bianco, il dettaglio della traversa a colori, la realizzazione del copispalle sull'angolo del paravanti di York, così anche loro la vedo, la realizzazione del copispalle bianco in lino e il taglio dei stoppines della donna. Eccolo qua, i dettagli, la treccia formata con le larghe fettucce di lino, il cappello, il disegno nel bozzetto che torna su. Si vedono questi fiori, sono delle genzianelle e del rododendro, probabilmente disegnate per richiamare la montagna, ovviamente essendo entrambi fiori protetti
inevitabili se raccolti li hanno riprodotti in carta. La treccia che borda il cappello della donna realizzata con i filati dello stesso colore della carezza, il dettaglio del coprispallo bianco con la lavorazione del cimento e le frange annodate, il facciuolo da naso, come ho detto prima, che poteva anche essere in realtà un fazzoletto da tutti i giorni utilizzato per la decorazione, la fascia che serviva di cintura, le due trecce, la treccia, altra cintura, che si può vedere che serviva per sorreggere anche la traversa, in quanto questi sono molto pesanti. Il dettaglio dei calzini realizzati in canapa e dello sciacquino, perché abbiamo pensato che la forma della calzatura di quel disegno fosse uno sciacquino realizzato con i 14 strati di cotone, cuciti tutti insieme, ma senza la gomma, che veniva utilizzata la gomma di cartone, perché all'inizio dell'800 la gomma ci vorrà ancora un po' di tempo perché venga scoperta. Passiamo all'uomo. L'uomo, girati di spalle Giovanni, scusate, l'uomo nel bozzetto noi ce l'abbiamo di spalle, quindi non sappiamo in realtà che cosa indossasse davanti, ma in questo ci viene in aiuto sempre il buon Santo Beato, quei signori di cui vi parlavo prima, che ci dice in una descrizione sempre degli anni 40 dell'Ottocento. Lui descrive quello che vede, l'abbigliamento che vede, parlando probabilmente di un momento di passaggio da quello che è l'abito napoleonico al costume antico. Ma dice, cosce vestite da una finta di calzoni non più estesi che dalla parte superiore dell'Egittia fino a malapena alla parte inferiore dei lombi. Sappiamo però dal disegno che il pantalone era appena sotto il ginocchio, perché l'abbiamo realizzati sotto il ginocchio. Fino al panno del nativo colore nero, fermati da uno al più due bottoni sotto l'ombelico. Vedete qui dove c'è il fiocchetto, il bottone. Dall'estremità dei calzoni, una camiciola di panno bianco senza maniche, quindi quello il fiocchetto, distante dall'estremità dei calzoni che lascia vedere 4 dita di camicia all'incirca. Una specie di rozzo mantello con piccole maniche destinato all'uso salvarosa, il vestito di prima, ma non mai a coprire le braccia, di cui facevano uso nella pastorizia per ripararsi più che dal freddo e dalla pioggia. Però noi nel bozzetto lo abbiamo indossato di spalle questa giacca, ecco perché l'abbiamo realizzata sul modello originale del vestito che noi abbiamo in segue, la giacca di prima di Pastori, con questi tagli alquanto particolari, ad esempio il taglio della manica che solitamente viene qua realizzato sotto, qui è sopra. La manica di per sé ha una forma particolare perché è una mezzaluna, non è una dritta. Il vestito, il vestito della donna consisteva in una specie di sacco fatto di grossa lana munito di 3 fori orlati di scarlatto, uno per il capo, 2 per le braccia, e unito con vari pezzi di esso panno bianco rossino, quindi un po' una sorta di rattoppo, scusate, non mi viene bianco rossino, quindi ecco perché potrebbe essere che l'abito in origine fosse marrone, parlo del corpetto, e che poi si sia consumato nei punti in cui viene stretta la traversa e quindi sia stato fatto sopra il rattoppo con il tessuto bianco. Sono tutte cose che noi presumiamo, che dei documenti che abbiamo e dei disegni possiamo risalire. Era un sacco, questo costume girati, non ha nessuna tipologia di ripresa di piede, non è aderente, è un vero e proprio quadrato attaccato alla gonna che poi viene stretto con quella fascetta, con quella treccia rossa. Nelle donne che volevano mostrare un po' di grazia, stretto ai fianchi con una fascia di lana color scarlatto nelle maricate e simili color turchino nelle, scusate,
Contrario, nelle donzelle strette ai fianchi con una fascia di lana color scarlatto, nelle maritate legato con fascia simile color turchino aggrappata sulla schiena, con le estremità lasciate lunghe quanto era lungo il vestito. Usavano poi le donne coprirsi le spalle con uno stretto velo bianco. Qui vedete un attimo che cosa dice il reatto. Qui potete vedere nei dettagli la fettuccia utilizzata, il bottone con la distanza delle quattro dita di camicia, la dalmena con il calzino di canapa, il cappello, perché entrambi nel pezzetto indossano il cappello. Come vedete prima che disegna il cappello con la tesa larga, poi lo disegna con la tesa stretta, poi di nuovo con la tesa larga, ma questi vari passaggi. Con la cupola rotonda, come vedete, ok? E decorato con una fettuccia come quella che indossava sotto. Il cuore. Prima vi ho parlato del cuore. Giulia indossa al collo una collana fatta di velluto con un cuoricino, un po' di finto, con un cuoricino di metallo. Alcune settimane fa arriva una sera Fabrizio, mentre stavamo facendo delle ricerche, e dice: ho trovato questo libro, è un libro sulla collezione degli ori di Perugini, realizzato dal Museo Civico di Udine intorno agli anni 2010, forse anche prima, e tra le pagine, insieme alle nostre stelle, insieme alle nostre bucole, insieme a tutte le altre cose, non si sa se fossero di Aviano o da dove arrivino questi cuori. Questi sono i cuori che erano dei ciondoli. Questo cuore è particolare, richiama un po' il cuore ex voto che veniva donato alla Madonna, con la punta sotto non dritta ma leggermente curva, ed era decorato con filigrane nel caso di sinistra e con delle incisioni nel caso di destra. C'erano anche altri modelli, ma noi probabilmente presumiamo che questi fossero i modelli utilizzati a Ravenna. Basta. L'ultima cosa, ci tengo a ringraziare, poi ho veramente finito, anche se non sono qui tutte le persone, le artigiane della qualità, le nostre artigiane della qualità, che quotidianamente lavorano per il gruppo, da Anna Rosa che realizza gli check-ins, Liliana, scusami, che ci ha realizzato i calzini sia di questi abiti qua che poi anche di altri, era troppo, grazie. Io vi ringrazio per la grande pazienza, ma penso che soprattutto il sindaco, mi scuso col sindaco e col presidente della Proloco, perché sicuramente a noi arriveranno altri impegni. Prima parlavamo che sì, appunto il nostro sindaco diceva che la pandemia ci ha fermato, sì, è vero, la pandemia ci ha fermato, ma il mondo del folklore, grazie al presidente anche dell'UGF che rappresenta il nostro interlocutore con la regione, Claudio Regano, siamo riusciti a trovare il sistema per poter realizzare questi tipi di cose. La regione normalmente i contributi ci dava per fare delle attività, non è riuscito a portarli. Grazie all'intervento appunto di Claudio Regano insieme al consiglio direttivo dell'UGF è stato fatto un lavoro per poter realizzare questi lavori. Noi abbiamo una grandissima fortuna, oltre ad avere appunto tutte le artigiane, le nostre veterane, no? Del gruppo che ci aiutano a realizzare le cose. Abbiamo una persona che veramente ha la passione del costume ed è Luca. E Luca veramente insieme al resto del consiglio, ma in primis è proprio buttato alla ricerca e poi alla realizzazione completa, perché non più tardi di mercoledì, se non vado errato, eravamo in sede noi del consiglio e Luca era in sede per farsi vedere, ma ancora con dei pezzi da cucire, per cui
Poi naturalmente con il cinesino che ha solo della Bornas, che esce dal boschetto e tutta la notte si è messo a cucire lui il cinesino e hanno realizzato il costume. No, è stata lunga, però spero che sia stata interessante. Io penso che con questo costume andiamo a completare ancora un disegno della nostra storia. E sicuramente un'altra coppia Luca la realizzerà, perché secondo noi anche questo costume dovrebbe starci nel museo a Udine della cultura europea. Io vi ringrazio. Claudio, vuoi dire due? Anche giù dal microfono. Allora, ieri sera sono stato a un concerto musicale, questa sera sono stato a un altro concerto. Un concerto dove l'orchestra, tutti voi anche presenti, che avete fatto la storia del settore, continuate a farlo con la vostra presenza. Questo è un punto di arrivo che l'UDF si è posto da quando è nato nel 2007, di essere l'espressione dei gruppi della sua regione. E abbiamo avuto la fortuna che la regione ci ha dato questa opportunità, ha colto, grazie anche a chi ovviamente mi ha preceduto, ha colto questa occasione per dire diamo il lavoro a chi questo lavoro lo sa fare. E questi sono tutti gli orchestrali, sono i giovani, studiosi, sono chi porta il costume sul palco, ma sono anche i presidenti che molte volte sono bistrattati, ma che si spendono per far tutte queste cose che sono studiate. Sono emozionato e vi ringrazio. Non abbiamo più altro. No, se volete ho altro da dire. Per una prossima puntata. Ringraziamo comunque anche l'associazione Locura. Già abbiamo provato che continueremo a lavorare, perché abbiamo degli obiettivi comuni, quella della cultura, vi auguro buone feste, tanti auguri, un buon Natale, un sereno Natale e come diceva prima noi sempre speriamo un inizio dell'anno normale. Grazie ancora.